Allora, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Anna Maria Zacchello, anche io come Francesca Pasinelli faccio parte della Fondazione Teleton, ma mi occupo di comunicazione e diciamo nelle prossime 2 ore proverò ad accompagnarvi, insieme naturalmente ai relatori che seguiranno, in un viaggio che speriamo vi faccia toccare con mano quali sono le potenzialità della ricerca scientifica e il valore che può darci come cittadini, come persone. E quindi in questa prima ora, che è intitolata Avventure estive dei pionieri dell'industria farmaceutica, andremo, diciamo, alla scoperta di alcune testimonianze su come l'industria può contribuire allo sviluppo di terapie, perché ricordiamoci, l'industria farmaceutica non si occupa soltanto di produrre e distribuire terapie, ma è anche un attore fondamentale nel loro sviluppo. E certamente ci sono tanti modi diversi in cui può dare il suo contributo e avremo all'occasione l'opportunità di vedere 3 testimonianze di primo piano. La prima è quella di Marcello Allegretti, che chiamo qui con me, che è capo dell'ufficio scientifico di Dompé Farmaceutici. Dompé è un'azienda che è nata nel lontano 1890, questo microfono. Dompé è un'azienda che è nata nel lontano 1890, quindi più di 130 anni fa, e quindi la storia si è evoluta di pari passo anche con l'evoluzione della ricerca chimico-farmaceutica. Uno dei valori fondanti, come vi affronterà, è sempre stata la collaborazione con la comunità scientifica internazionale e questo fiore all'occhiello, protagonista anche dell'incontro di oggi, è il fattore di crescita nervoso, quello che ha sfruttato il premio Nobel a Rita Levi-Montalcini e che grazie al lavoro di Don Pe si è trasformato in una terapia. Gli lascio il palco. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito. Innanzitutto sono un fanatico del vin, sono affezionato oltre che un estimatore della Presidente Giustina De. Però non so, adesso è particolare trovarsi in una presentazione che è dedicata all'innovazione e alle start-up, ma diciamo la moderatrice è stata molto brava a togliere il riferimento alle start-up dal titolo, perché comunque con 130 anni di storia non parlare di un'azienda che ha 130 anni. Però mi piace perché la sfida di essere start-up a 100 anni è una sfida che voglio continuare a vivere, no? Penso che secondo me questo è, diciamo, non c'è una ricetta per essere start-up, c'è un modo di essere, una volontà di trasformarlo. Perché la ricerca può contribuire, l'ha detto bene Francesca, cioè il ruolo della ricerca nel fare, perfetto, è quello di sostenere l'innovazione e sostenere la competitività nel corso dell'industria. La competitività è un bisogno quando il contesto cambia e quando il contesto cambia devi puoi reagire in mille modi. Mi sento start-up perché l'azienda ha deciso di farlo in un modo diverso, un'azienda che ha una storia sul territorio nazionale molto conosciuta nel settore della farmaceutica, che ha deciso di diventare o aspirava a diventare internazionale con un posizionamento nelle aree specialistiche ad alto medical need, quindi molto diverso dal punto di partenza. Si può fare in mille modi e il nostro investitore ha deciso di farlo creando al proprio interno una costola che guarda il futuro, quindi molto diversa rispetto a quella del passato. Come farlo? In questo Francesca Pasinelli, che avete ascoltato, per me è sempre stata ispirazionale, senso come partendo da una realtà locale diventare qualcosa di diverso, guardare alle cose che sai fare, guarda alle aree dove sei competitivo e cerca di aiutarle per attrarlo un network di collaborazione internazionale, misturati sempre attraverso la lettura degli altri. Nel corso degli anni, prima ancora di essere l'azienda che oggi siamo, che sicuramente di fatto ha raggiunto una dimensione internazionale, siamo presenti negli Stati Uniti e in altri paesi, abbiamo creato un network di collaborazioni di eccellenza con chi poteva veramente arricchirci, quindi andare a cercare la complementarità mantenendo fisso, diciamo, la propria capacità di innovare. Questa è una ricetta utile per capire sempre dove si posiziona nel contesto dove deve arrivare la tua innovazione. Oggi, ecco,
Questa è una dimensione della ricerca clinica, di quanto è diventata importante nel nostro settore. Siamo presenti in aree terapeutiche molto diverse rispetto a quelle dei prodotti che ci hanno storicamente caratterizzato sul mercato italiano, e abbiamo cercato di usare come linea guida le nostre aree di competenza e non specificamente il mercato di riferimento, l'area terapeutica. Ci vuole intuizione sicuramente dell'investitore. Io guardo questa slide, penso sempre con invidia per l'intuizione e tenerezza il fatto che nel 98 era stato costruito all'Aquila il primo impianto pilota biotecnologico, quando ancora non esisteva un progetto, non esisteva nessuna competenza di biotecnologia nel gruppo di ricerca. Però anche questo costituisce ispirazione. La storia che uso per raccontare la trasformazione è quella che è l'ultima del percorso lungo la freccia, ed è quella che nasce da una collaborazione con uno spin-off italiano che è Sestana, Ambasi, dello spin-off universitario nato da un gruppo di oftalmologi di Roma. E perché lo scopo è trasformare. Io sono muto, ecco, però diciamo, è anche l'occasione per raccontare i percorsi dell'innovazione, un percorso che fa impressione pensare che qualcosa che nasce da una scoperta fatta negli anni 50 dalla professoressa Devi Montalcini, che tutti conosciamo, diventi un prodotto nel 2017 o 2018. Quindi questo è sempre un insegnamento di quanto è importante la ricerca di base e quanto tempo poi ci vuole per trasformarla in qualcosa che porti una soluzione. La frase che citiamo sempre e che a me piace molto è quella intuizione della professoressa Montalcini, che guardando la sua scoperta del fattore di crescita dell'IGF l'ha definito: questa è la punta di un iceberg, ma sotto c'è un continente sommerso, che è quello che noi speriamo di continuare a esplorare, che sicuramente abbiamo iniziato e contribuito a esplorare. Cos'è l'IGF? L'IGF è un'importanza fondamentale perché è il primo fattore di crescita, il fattore che regola il differenziamento e il tropismo di cellule neuronali. Non si conosceva l'esistenza di questa classe di molecole, quindi ha avuto un'importanza fondamentale. Oggi il nome che vedete, Senegermin, è il nome del prodotto all'interno del farmaco che commercializziamo, però dal punto di vista biologico ha aperto il mondo e ha fatto guardare al mondo della ricerca come la possibilità di cura delle patologie del sistema nervoso centrale, le patologie neurodegenerative che tutti conosciamo. E lì si è focalizzato per tantissimo tempo l'interesse dei ricercatori. Quello che poi è arrivato per ultimo, diciamo, è probabilmente la ricerca sulle neuropatie ottiche. Chiaramente l'occhio è un sistema che dipende dall'innervazione sia nella parte posteriore dell'occhio, del nervo ottico, le cellule ganglionarie retiniche, devono il loro sostentamento alla sopravvivenza e al differenziamento delle cellule di tipo neuronale. E per ultimo ancora la cornea, ma la cornea, che si fa fatica a pensarsi, è il tessuto più innervato dell'organismo. E quindi vive la sua sopravvivenza a una salute, a perfetta salute e costituzione dell'innervazione corneale. Quindi, diciamo, in fondo al percorso di NGE, qui siamo già nel 2000, quindi partendo dagli anni 50, si è cominciato a guardare al ruolo di questo fattore di crescita nelle patologie e nella fisiologia dell'occhio, come ho detto, sia nella parte posteriore dell'occhio, sia diciamo, sia nella parte anteriore dell'occhio, quindi nel sostentamento della cornea. E la patologia di cui parleremo è la keratite nodotrofica, la patologia della cornea, ma questo diventa estremamente importante anche in patologie molto più comuni, come quella dell'occhio secco, che ha spesso una componente neuropatica. E quando pensiamo invece alla parte posteriore dell'occhio, pensate a patologie che sicuramente sono molto familiari, come il glaucoma, che fa associato a una degenerazione progressiva del nervo ottico, o retinitis pigmentosa nel caso delle patologie degenerative. E questo è il commitment, diciamo, che ci siamo presi. Vogliamo studiare il potenziale di questo trattamento, non solo dove siamo arrivati oggi nella parte anteriore dell'occhio, ma anche continuare a studiare quello che
e anticipato dai nostri. E di nuovo i percorsi di innovazione sono misteriosi perché nel 98 e la capacità di riconoscere l'innovazione totalmente difficile. Nel 98 è stato pubblicato dai ricercatori di Anheuser un paper su New England Journal Magazine che descriveva il potenziale del trattamento con il fattore di crescita in forma di collirio per il trattamento di questa patologia rara dopo che era la terapia neurotrofica. Quindi l'innovazione era già lì. Cosa abbiamo, come ha contribuito l'azienda, come si fa a trasformare qualcosa che c'è in un prodotto e che non è fatica a diventare? Beh, questi ricercatori avevano usato per i loro studi NGF murino, quindi non era disponibile una forma di NGF umano ricombinante, quindi avevano usato i mezzi che avevano a disposizione, isolavano l'NGF ligandole sottomascellari dei topi e lo usavano per trattare questi pazienti. Beh, questo chiaramente non può diventare naturalmente un farmaco al di fuori del contesto compassionevole e molte difficoltà anche tecnologiche all'epoca di resa, di efficienza e di purezza impedivano la produzione di un NDF ricombinante umano con le caratteristiche utili per l'utilizzo nel collirio. Ecco, di nuovo la collaborazione. Abbiamo visto la possibilità di farlo perché un pezzo delle nostre competenze è proprio in quest'area del polli, delle proteine. Abbiamo lavorato con un'azienda, con un'altra piccola azienda tedesca per trasformare, per risolvere in tempi rapidi quello che era rimasto, diciamo, bloccato per tanti anni, perché nel 2011-2012 erano fare. Quindi abbiamo messo a punto un metodo economico e da un punto di vista, diciamo, sostenibile, efficiente e puro, anche con, diciamo, pulito, diciamo, però con le caratteristiche anche di alle proprietà intellettuali, perché l'azienda deve poter difendere la propria innovazione, siamo arrivati in poco tempo ad avere una proteina di combinanza umana con le caratteristiche che i ricercatori avrebbero voluto dal 98 e che poteva essere compatibile con l'utilizzo in formato di collirio. Come l'abbiamo fatto? Questo è un po' più tecnico, però abbiamo educato il microrganismo che è responsabile della produzione, perché abbiamo utilizzato la produzione biotecnologica che è la Schimica coli, non a produrre lo stesso NGS, ma a produrre una proproteina che abbia le caratteristiche di guidare nella formazione, nell'equilibrio termodinamico che porta alla forma tridimensionale e nell'NGF ad ottenere la conformazione che consideriamo attiva. E di nuovo ci vuole coraggio perché mentre facevamo queste cose avevamo iniziato a costruire l'impianto pilota che oggi produce il prodotto per la commercializzazione prima ancora di aver avuto una prima evidenza clinica dell'efficacia del trattamento. Perché se l'avessimo fatto dopo avremmo perso l'opportunità di trasformare anche l'impianto dell'Aquila in un impianto. E quindi noi siamo stati premiati da successo perché di fatto, e qui ci vuole veramente un po' di coraggio, l'impianto è stato autorizzato, è stato ispezionato dall'FDA nel 2018 per la commercializzazione, ma è stato per anni autorizzato da AIFA, ma se questo progetto non fosse andato in porto ovviamente avrebbe trovato impiego in altri progetti che oggi erano in corso, ma sarebbe stato sicuramente qualcosa di molto diverso. Mi piace pensare che l'innovazione non è solo il prodotto, non è solo la ricerca, la comprensione della patologia, ma ci sono tante cose che devono succedere. Una è trasformare una proteina in un collirio. La prima volta che qualcuno metteva una proteina ricombinata all'interno di una formulazione in collirio, quindi come farlo, mantenendo anche le condizioni di sterilità che sono necessarie per poter somministrare, per garantire al paziente la possibilità di usarlo più volte al giorno. Il device, il prop, sono tutti pezzi di innovazione che hanno fatto nascere altre start-up intorno a noi. Quindi mentre noi sviluppavamo il prodotto, lavoravamo con altre start-up per far nascere quello che poi sono diventate contemporaneamente un colpo. E come vedete, rispetto ai colmini che siete abituati a vedere, una presentazione estremamente originale, conservata almeno 20 idee, tutto quello che gira intorno, compreso
la valvola che consente prelievi multipli e la somministrazione e il rifornimento virtuale della. Andando alla patologia, che il vero obiettivo, siamo riusciti a riportare, a trasformare in un contesto regolatorio quello che i ricercatori avevano intuito e sognato nel 98. È una patologia dove proprio la mancanza di innervazione della cornea porta alla progressiva ulcerazione, quindi al danno dell'epitelio corneale che ha bisogno dell'innervazione per il sostegno, per sostenersi, e che già nello stadio 2 porta a un difetto epiteliale persistente e a una perdita di sensibilità, e nello stadio 3 può portare alla perforazione della cornea e alla perdita dell'occhio. Questo è il primo paziente che abbiamo trattato, era un paziente già monocolo al momento dell'inizio del trattamento e quindi aveva perso per la stessa patologia il primo occhio, e sono quelle cose che poi ti aiutano, come diceva Francesca. C'è un valore che è il valore economico e c'è il valore invece che viene dalla risposta a un bisogno reale. Quando questa paziente, che aveva all'inizio del trattamento un danno corneale che vedete dimensionato dall'area gialla, veder chiudere in un tempo di 4-6 settimane qualcosa che non si era, che stava per portare alla perdita del secondo occhio, è quello che poi giustifica il tutto. Questi sono chiaramente la parte più normale, nel senso che Francesca ha detto bene che la ricerca passa anche attraverso percorsi che sono quelli normati e normali e regolatori, e questi sono gli studi che ci hanno portato alla registrazione del farmaco. I risultati sono esattamente, confermano quello che era già stato anticipato, però in un contesto che è corretto per renderlo disponibile al farmaco. Stiamo parlando di un 70% dei pazienti trattati che raggiunge la chiusura completa entro 8 settimane, un trattamento che è risolutivo, quindi non è l'80% dei pazienti rimane chiuso, all'ulcera chiusa per i 2 anni successivi al trattamento, e quindi è una risposta vera a una patologia rara che ha tante eziopatologie che non vi racconterò. Per l'azienda invece è trasformativo perché dall'Italia un'innovazione che arriva prima in Europa nel 2017 e poi negli Stati Uniti, e che viene riconosciuta proprio per la sua innovazione sia verso la patologia, sia perché, come dicevamo sempre, sono 3 innovazioni. È il primo farmaco a base di NGF dopo la promessa degli anni 50, è il primo biotecnologico in collirio, quindi per il trattamento della patologia corneale, e è il primo trattamento per una keratite neurotrofica. Quindi l'aspirazione, ovviamente, questo per noi è solo l'inizio, ci sentiamo sulla cima del continente sommerso, ed è quello che adesso ci porta a guardare la parte posteriore dell'occhio, il sistema nervoso centrale, con un percorso inverso. Grazie mille. Grazie. Anche in questa testimonianza avete visto come spesso le malattie rare sono un motore di innovazione, e questo è altrettanto vero per le terapie avanzate, terapie come la terapia genica, di cui ha parlato Francesca Pasinelli, la terapia cellulare, l'editing genetico, di cui sentirete parlare durante questa giornata, e di terapie avanzate ci parlerà la professoressa Graziella Pellegrin dell'Università di Modena, che chiamo qui accanto a me, che ci racconterà quindi come queste terapie stanno cambiando il paradigma della medicina, perché curano le malattie alla radice, alla causa, ma al contempo sono anche una grande sfida di sostenibilità economica. La professoressa poi ha messo la sua firma insieme al professor De Luca della Sesta Università sulla prima terapia cellulare approvata in Europa, sempre per una patologia rara dell'occhio, e quindi le lascio la parola. Spero di avere successo col microfono, che ho visto avere qualche defiance. Allora, la mia presentazione vuole sostanzialmente produrre degli stimoli di riflessione su un settore che è il futuro della medicina, sicuramente, come è stato già evidenziato
anche dall'attività di Teleton, dalla dottoressa Pasinelli, ma che è un settore che ha delle difficoltà tecniche che forse possiamo superare. Quindi volevo illustrarvi, diciamo, la mia visione. Tanto per presentarmi la nostra esperienza di laboratorio, dei vari laboratori, l'ho detto io che sarebbe stato un problema, ecco, dei vari laboratori che sono stati avviati, dove sono stati fatti training di tanti giovani ricercatori in questo settore, è basato sulla ricerca sugli epiteli di rivestimento. E la nostra ricerca sugli epiteli di rivestimento, pur avendo la passione, come tutti i ricercatori, verso i meccanismi di base, verso le nuove scoperte, è sempre stata molto focalizzata sull'applicazione clinica. I due ricercatori, io e il professor De Luca, che abbiamo lavorato in ambiti diversi, però sempre collaborato, è sempre stata fortemente indirizzata ai pazienti, dal punto di vista diagnostico ma soprattutto terapeutico. Gli epiteli di cui ci siamo occupati nel tempo e di cui si sono occupati i vari laboratori riguardavano sostanzialmente studi sulla pelle, sull'occhio, sulla mucosa orale, sull'uretra e in tempi più recenti sulle vie respiratorie dove ci sono grandi medical need. Giusto per capire l'ambito di applicazione sono le cosiddette Advanced Therapy Medicinal Product, cioè i prodotti di medicina avanzati, terapia avanzata, prodotti medicinali, terapia avanzata, che comprendono, nel nostro caso perlomeno, erano focalizzati sull'utilizzo di cellule staminali autologhe, quindi dello stesso paziente, partendo dalle cellule del paziente, per sviluppare protocolli di terapia cellulare, ingegneria dei tessuti e terapia genica. L'inizio è tanto tempo fa, siamo tra i due gruppi che hanno iniziato in Europa sostanzialmente questo tipo di terapie avanzate. Mi risulta ci sia appunto un altro gruppo che ha cominciato quasi concomitantemente con noi in Svezia, e abbiamo iniziato nel 1986 col trattamento degli ustionati. Quello che vi mostro è Claudio, che è stato trapiantato nel 1986, era un ustionato di terzo grado per un 80% della superficie corporea, quindi clinicamente morto. Questa immagine che vedete è abbastanza recente, prima del 2020, perché purtroppo lui è sopravvissuto, ha potuto condurre tutta la sua vita nel 2020, il Covid se l'è portato via. Però è riuscito comunque a dimostrare che per 30 anni la pelle coltivata e trapiantata, seppure con le tecnologie del 1986, è stata in grado di mantenerlo in vita e farlo stare al mondo per condurre la sua esistenza. Naturalmente quella era una teoria, una tecnica prototipale che poi nel tempo è stata modificata per ridurre l'esito delle cicatrici. Ovviamente l'ustionato non poteva uscire fuori in una forma splendida esteticamente, però comunque una cosa sono le cicatrici invalidanti, quelle che ti possono obbligare su una sedia a rotelle o con dei grossi problemi, una cosa sono delle cicatrici semplicemente estetiche che però ti consentono di vivere, camminare, muoverti, svolgere una vita normale in autonomia. Questo che mostro qui è un paziente che è stato fatto a Lubiana con la nuova tecnologia, anche lui 18 anni, ustionato per la maggior parte, come potete vedere, terzo grado, maggior parte della superficie corporea, e vedete in basso a sinistra le gambe, che sono gambe sì con qualche cicatrice, ma che gli consentivano di camminare in maniera normale e svolgere la sua vita. Altri protocolli che abbiamo realizzato sono stati per la ripigmentazione della pelle mediante la cocultura di melanociti, le cellule che producono il colore, la bronzatura nella pelle, e insieme con i cheratinociti per il trattamento di certe forme specifiche di vitiligine e il piebaldismo, che è un problema che si origina durante lo sviluppo embrionale, quindi è una situazione di macchie bianche localizzate in punti ben precisi che dalla nascita uno si porta dietro. E poi altri protocolli come per esempio la ricostruzione dell'uretra nei casi di ipospadia posteriore, cioè bambini che nascono senza l'uretra nel pene, il che significa che non possono fecondare, che non urinano in maniera normale e che hanno tutta una serie di problemi di sviluppo e anche ovviamente di vita sociale. Molti di loro insomma hanno grosse difficoltà, non possono avere una vita matrimoniale e via discorrendo. E qui è stata fatta una prima generazione della tecnologia, una seconda generazione che in realtà sembrava migliore ma non ha dato esiti migliori, e adesso c'è una terza tecnologia che è in sperimentazione clinica con progressivi miglioramenti per la ricostruzione del distretto, che però ha dato esito positivo. Come vedete dalle uretroscopie c'è il
canale pervio dove prima non esisteva, quindi è stata costruita un'uretra autologa dove non esisteva proprio nell'individuo. Altra tecnologia più recente invece è quella con l'uso degli OGM, li chiamo così perché sono criminalizzati nel pubblico dibattito. Gli OGM non servono soltanto, e non gli piace quello che dico, ecco, gli OGM non servono soltanto a fare pomodori che non ammuffiscono e peperoni quadrati, ma li possiamo usare anche per la terapia invece, e quindi appunto partendo da malati rari, abbiamo sempre trattato principalmente patologie rare che avevano un difetto, nel caso specifico era la mancanza, un'alterazione di un gene che portava alla produzione della proteina che tiene l'epidermide attaccata al corpo. Quindi quello che ci consente di vivere, perché noi possiamo vivere con una parte del cuore che non funziona, con mezzo fegato, con meno intestino, ma non possiamo vivere senza un pezzo di pelle. Quindi la pelle è proprio fondamentale, e se la pelle si stacca, l'epidermide si stacca, è un problema. Loro hanno il distacco regolare dell'epidermide dal corpo. Lo vedete lì nell'immagine in alto, nella fiasca cominciano a staccarsi già nella fiasca in coltura le cellule dalla fiaschina, perché non riescono ad aderire. Le cellule staminali di questi pazienti sono difettose e producono un epitelio difettoso, quindi non si possono trapiantare i pazienti così. Tramite la terapia genica, quindi l'inserimento del gene mancante perché difettoso nelle cellule staminali di questi pazienti, ha consentito di ottenere, vedete nella fiasca, l'epitelio che questa volta aderisce, non soltanto nella fiasca. Questo abbiamo fatto un trial di fase 1, questo è il caso più famoso, il più invasivo, aveva perso 80% della superficie corporea, aveva 7 anni e era ricoverato in Germania, un bambino siriano, e la presentazione va per i fatti suoi, e era stato portato in Germania per cercare di curarlo, ma naturalmente non si attaccava a niente perché aveva questo difetto. I chirurghi ci hanno chiamato, abbiamo fatto questa pelle transgenica inserendo il gene, e il bambino dopo 39 giorni, vedete, si attaccava, e il bambino dopo il secondo intervento, un mese dopo il secondo intervento, è uscito dal coma nel quale era, la presentazione non va, dal coma nel quale era, e il giorno prima della vigilia di Natale ci ha mandato la foto di lui sveglio che faceva segno di vittoria perché era sopravvissuto. E 15 giorni dopo era fuori dalla terapia intensiva, che faceva impazzire le infermiere perché correva avanti e indietro, finalmente fuori dal coma, pieno dell'energia di un ragazzino di 7 anni, e qui è alla dimissione dell'ospedale. Questi sono 7 anni di follow up, la pelle è ancora lì e lui è anche cresciuto. Ha la pelle adesso saldamente adesa, come si vede dal pizzico che diamo sotto, nella foto sotto, che non fa staccare più la pelle, rimane saldamente attaccata. Lui oggi ha una vita normale e è tornato a casa, può correre, giocare e andare addirittura sullo scivolo, perché lo scivolo era qualcosa che lui proprio non poteva neanche vedere in cartolina, si sarebbe andata via tutta la pelle dal corpo, invece oggi può muoversi come un bambino normale. Un'altra, l'ultima cosa di cui vi accenno del nostro progresso, è la prima terapia cellulare approvata a base di staminali, non la prima terapia cellulare approvata in Europa, la prima a base di staminali approvata in Europa con un conditional approval nel 2015, perché voleva la European Medicinal Agency voleva da noi la dimostrazione che la distribuzione in tutta Europa dal punto di vista logistico e anche con i diversi medical background dei diversi medici in tutta Europa potesse funzionare, quindi poi ha ottenuto l'autorizzazione definitiva alla distribuzione in tutta Europa nel 2024 dopo il trial clinico. È per il trattamento dell'occhio, vedete patologie dove il paziente ha avuto un incidente, non ho tempo di farvi vedere il filmato di come funziona, ma ha avuto un incidente che purtroppo può capitare facilmente con detergenti a casa, con la calce per i muratori, con anche abuso di lenti a contatto, dico per i ragazzi. Praticamente si ha una crescita della congiuntiva, che è la parte bianca dell'occhio, con tutti i vasi sopra la cornea, che rende ciechi. Rende cieche persone che non sono nate cieche e quindi non sono in grado di gestirsi nella vita senza la vista. La vista attiva 200 geni diversi, quindi è un'alterazione del nostro metabolismo pazzesco. Il trattamento è stato fatto, vedete qua un esempio di un risultato, spero che non ci sia nessuno che si sente male.
Beh, sì, medici ce n'è. Sospendiamo. Riprendo? Sicuri? Mi spiace interrompere, parlare mentre c'è una persona che... mi sento un attimo a disagio a parlare mentre c'è una persona che... Tutto a posto? Va bene. Ok, io con qualche concern, ma riparto. Allora, se... Ok, va bene. Va bene, quindi ecco, dicevo, questo prodotto per il trattamento di queste cecità dovute a incidenti di varia natura, principalmente di tipo chimico, dovute a professioni o incidenti domestici o lenti a contatto, come potete vedere, porta a un ripristino totale della superficie oculare e della capacità visiva, se tutte le altre strutture oculari ovviamente sono intatte. Questo è i risultati che possiamo mostrare. Possiamo far partire il filmato, il paziente che vede così, dopo il trattamento torna a questo tipo di visione, cioè torna a vedere come prima. I risultati anche anatomicamente, funzionalmente li vedete lì, e la cosa straordinaria è la stabilità, perché dopo un trattamento, occasionalmente 2, il recupero è stabile, dimostrato e pubblicato fino a 10 anni, abbiamo raccolto i dati fino a 20, presto saranno disponibili. Quindi è un trattamento di ripristino definitivo, non è un trattamento che va ripetuto nel tempo e produce dei risultati straordinari per i pazienti. Questo ci ha portato a definire le cellule come medicine viventi, a tutti gli effetti. Purtroppo non soltanto noi le abbiamo definite tali, perché hanno una straordinaria potenza. Ne facciamo 300 miliardi ogni giorno, 200 milioni al minuto, mentre avete ascoltato me, ne avete prodotte milioni, qualche centinaia di milioni nel vostro organismo. E sono un farmaco complesso, perché di fatto, mentre se diamo un farmaco tradizionale, che per carità non possiamo evitare, continua a
essere necessario. Ma noi andiamo a colpire un target specifico con la cellula. La cellula produce migliaia di fattori perfettamente bilanciati per il nostro genoma e quindi è come se dessimo contemporaneamente migliaia di medicine al paziente nell'esatto dosaggio necessario per la sua funzione e per il suo genoma. Quindi è veramente una medicina personalizzata. Beh, se cammina sta bene. Ecco, questo percorso per noi non è stato facile perché essendo tra i primi in Europa nel 1986, quando abbiamo iniziato queste terapie, non c'era nessuna legge, nessuna norma, quindi qualunque cosa fosse successa ne rispondevamo a titolo personale. Successivamente abbiamo cominciato a operare nel regime delle norme dei trapianti per cercare di comunque avere una regolamentazione di riferimento per garantire da rischi i pazienti. Nel 2007 sono entrate in vigore le norme comunitarie che ci hanno equiparato a farmaco e lì ho messo l'urlo di Munch perché effettivamente lì è stato il delirio, nel senso che la regolamentazione del farmaco inizialmente era proprio studiata per qualcosa di completamente diverso, non era applicabile ai nostri prodotti. Poi è stata successivamente adeguata, per cui ora con moltissime difficoltà e moltissimi costi però si riesce a interpretare anche per questi prodotti medicinali di terapia avanzata. Cosa dice questa norma? Sostanzialmente che per poter avere la distribuzione del farmaco in Europa dobbiamo dimostrare la qualità, quindi fare delle process validation, dimostrare la robustezza del processo, valutazione di sicurezza, controlli di sicurezza, di qualità e poi la sicurezza dal punto di vista di eventuali eventi che si possono generare. Noi che abbiamo registrato il primo a base di staminali, i regolatori dicevano oddio le staminali viene il cancro. Dico no, le staminali non viene il cancro se le staminali le coltivi in una maniera controllata e verificata bene. Poi la dimostrazione dell'efficacia con un marcatore di potenza, cioè chiedono sostanzialmente la presenza di, non c'è modo, ecco, la presenza di qualche marcatore che noi possiamo misurare prima del trapianto che ci dica se il trapianto potrà funzionare e questo è molto difficile per i prodotti di terapia cellulare, un po' più facile per i prodotti di terapia genica. Tutto questo deve produrre ovviamente un beneficio clinico, questo tutti lo vogliamo e tutti i dati devono essere raccolti nel Common Technical Document che è un documento molto complesso, migliaia di pagine, con tutto descritto nei dettagli. Quindi il fatto che questi prodotti di terapia avanzati siano medicine, farmaci, significa appunto che entrano sotto la legislazione dell'EMA, salvo casi particolari, e quindi hanno tutte queste good manufacturing practice, good laboratory practice, good clinical practice, quelle per fortuna perché salvaguardano il paziente. Bisogna costruire delle GMP facility, quindi costi enormi, quindi servono delle società perché dal punto di vista organizzativo e finanziario è necessaria la società. Questi sono i documenti che devono essere fatti, giusto per dare un overview, non ve li descrivo per carità, per poter fare un clinical trial di fase 1, una quantità di lavoro e di organizzazione delle strutture, vedete, è ad altissima sterilità, complicatissime, anche di costosissima gestione. Forse non proprio tutti i controlli che ci richiedono sono veramente necessari, però mentre nel farmaco il controllo si fa a campione su un lotto enorme, noi su ogni singolo pezzo dobbiamo fare tutti i controlli, con una enormità di costi esplosi, pazzeschi, perché non ce li fanno fare a campioni, noi vogliono ogni singolo lotto testato per tutto. Quindi è ovviamente un impegno importante. Quindi abbiamo fondato una società che si chiama Holostem, che era ed è in realtà, anche se adesso è un po' cambiata, una company biotecnologica dedicata proprio allo sviluppo, fabbricazione, registrazione e distribuzione di prodotti medicinali di terapie avanzate basate su colture epiteliali di cellule staminali per terapia cellulare e genica. E questo doveva provvedere delle soluzioni a pazienti rari che soffrivano per patologie per cui c'era un medical need, un bisogno medico, cioè non c'era una soluzione nella medicina tradizionale. Questo ha previsto la costruzione di un centro di 4.000 metri quadrati con equipaggiamenti molto importanti e tecnologie importanti, classi, stanze sterili per lavorare, che è stato costruito grazie al finanziamento di una fondazione bancaria, la Cassa di Risparmio di Modena, e che poi è stata data a questa all'università che l'ha assegnata alla società per produrre questo tipo di farmaci.
chiamiamoli così. Principalmente ad oggi sono tutti malattie rare, quindi pazienti rari, che non sono, come diceva giustamente la dottoressa Pasinelli, così rari. Allora, prodotti di terapie avanzate a base di staminali approvati per patologie rare, approvati in Europa, ce ne sono 5. Non tanti per un continente così culturalmente avanzato come l'Europa. Perché? Perché il percorso, come vi ho detto, è costoso e difficile, molto costoso e molto difficile. Di questi, qualcuno è rimasto ancora sul mercato, qualcuno è stato tolto dal mercato, perché non redditizio e le società se ne andavano, anche se funzionava. Come vedete dalle X e dalla spunta in verde. Vediamo com'è, e qui arriva il mio stimolo di riflessione. Allora, com'è andata? È andata che c'è una Valley of Death, si parlava di Valle della Morte quando dalla bench al bedside, cioè quando si parte dalla ricerca e si deve andare al letto del paziente, ma c'è una seconda Valle della Morte che è questa: una volta che arrivi al bedside, al paziente, e deve diventare un prodotto industriale, c'è una seconda Valle della Morte, perché prodotti per malattie rare così complessi e regolamentati in una maniera che li rendono 10 volte più costosi degli altri, ovviamente hanno dei problemi dal punto di vista finanziario del profitto. Quindi Holoclar, che è quello che vi ho parlato per l'occhio, dove i risultati sono decisamente evidenti, e lo stesso sarà per Hologen, che è il prodotto per l'epidermolisi bullosa, quella del bambino che vi ho mostrato. A un certo punto sono stati abbandonati da quello che era la società che aveva la maggioranza, diciamo, della società, la Chiesi, e così è andata con Strinvelis, come vi ha mostrato la dottoressa Pasinelli, abbandonata purtroppo da 2 società diverse, e altri 2 prodotti, gli ultimi che vedete in fila, sono stati a un certo punto distribuiti solo negli Stati Uniti, perché in Europa non si è visto un futuro. Questo è veramente un peccato, però per lanciare un messaggio positivo, i primi 2 sono stati salvati. Entrambi sono stati presi in mano da società no profit e sono ripartiti, quindi esistono, i pazienti hanno a disposizione la terapia, e qui vado al discorso poi successivo, mentre gli ultimi 2 sono distribuiti solo negli Stati Uniti. Questo ci fa rendere conto che, adesso io se posso fare un attimo un appunto proprio Cicero pro domo sua, i primi 2 che sono stati salvati sono italiani. Gli italiani hanno un po' più di fantasia forse nel trovare le soluzioni, ma questa è una mia interpretazione. Però ecco, questa situazione ci evidenzia che c'è un problema. C'è un problema e il problema bisogna pensare come risolverlo. Allora, dobbiamo considerare cosa costa mantenere un paziente malato. Dice, non spendiamo i soldi perché costa troppo la terapia. Perfetto. E invece se lo manteniamo malato costa molto di più alla società, perché ci sono i costi sanitari diretti, i costi sanitari non sanitari diretti, i costi indiretti e i cosiddetti costi intangibili, in parte tangibili, perché se la persona è depressa, non riesce a lavorare, non ha una vita sociale, ha bisogno di psicoterapia, diventa un costo diretto sanitario, perché bisogna supportarlo. Quindi queste persone mantenerle malate ci costa molto di più che curarle. Questo è giusto per non dare opinioni personali. Queste sono statistiche di 3 paesi europei, dove in verde vedete i costi sanitari diretti, i costi delle terapie del malato, in azzurro i costi diretti non sanitari che deve sostenere il paziente per poter vivere in quelle condizioni, e in giallo vedete i costi indiretti, perché ovviamente e poi il paziente non lavora, magari non produce, non paga le tasse, e lavorano meno anche i familiari perché devono assisterlo, quindi mantenerlo malato ci costa tantissimo, molto di più. Se non lo curiamo abbiamo tolto solo la parte verde, che tutto sommato è la parte minore, e comunque non la leviamo completamente perché gli daremo dei trattamenti di supporto, quindi comunque ci costa. Ci rimangono tutte le spese, il paziente è malato, la famiglia lo deve assistere, non può lavorare né lui né la famiglia, sono tutti scontenti, soffrono, ma sono umani e cittadini come gli altri. Quindi non è una situazione che va bene. Lo scenario è che i cittadini europei pagano le tasse, queste tasse vengono utilizzate per servizi vari, una parte per investimenti in ricerca, salute, sviluppo industriale e lavoro. La ricerca verso il nuovo ha molte difficoltà, ma fortunatamente anche una quota di successi che sono solo una parte. Quando abbiamo il successo, noi il successo lo regaliamo alle aziende per sviluppare prodotti utili, salute e lavoro. L'azienda lo butta. Questo è quello che è successo.
Quindi noi cosa diciamo ai cittadini europei che hanno contribuito per i malati e per il lavoro? Che hanno speso i soldi per le tasse, che sono stati regalati e poi buttato via tutto quando funzionava? E gli altri sono quelli che non hanno funzionato. Non è un sistema che ha un razionale per stare in piedi. Non va bene così, ci dobbiamo fare qualche domanda. Cosa succede? Che le terapie vanno ad aziende di paesi ricchi, per esempio gli Stati Uniti, abbiamo giusto appunto visto un esempio, che o ce le vendono senza pagarci la ricerca da noi finanziata per svilupparle, oppure le vendono nel loro paese e noi stiamo senza dopo che abbiamo speso i soldi per svilupparle. È una situazione che è completamente insostenibile per l'Europa, non va bene. Allora io all'Expo di Dubai, la conclusione di una mia presentazione, perché avevo organizzato là uno stand, era stato questa. Oggi però ve ne propongo un'altra perché questa secondo me ha portato iella, ora vi spiego perché. Sì. Allora mostravo, è stato fatto nel 2022, ho mostrato un carro armato di media attrezzatura, non di quelli super sofisticati ma nemmeno di quelli proprio disgraziati, un 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, cosa ci faccio io con 6 milioni di euro? Ci tratto 60 occhi, rendendoli in grado di vedere, ci faccio un trattamento di terapia genica con quei soldi lì e anche 3 diversi progetti di ricerca di medicina per nuovi medical need, quindi nuove frontiere. Quindi concludevo, datemi un carro armato, che io vado avanti da Dio, cioè perfetto, io avessi un carro armato, non dico all'anno, ma anche ogni 2 anni, io vado benissimo. Invece loro i carri armati, manca farla apposta, dopo che io ho fatto questa presentazione è scoppiata la guerra in Ucraina e poi dopo in Palestina e Israele ho detto Madonna, ho portato iella con questa cosa qua, non la voglio citare più, proviamo a vedere degli scenari diversi. Il carro armato non me l'hanno dato e le hanno mandati un sacco a essere incendiati, distrutti, saltati in aria, veramente un peccato perché ci avremmo fatto un sacco di cose utili. Allora la mia conclusione oggi è diversa, nel senso che ovviamente questa situazione fa pensare la situazione così non regge, però esistono delle nuove prospettive che non esistono da oggi. Sono 10 anni che è stata sviluppata questa teoria del nuovo capitalismo, il capitalismo 3D. Non l'ho proposta io, non è una mia idea, l'ha proposta un illustre Ronald Cohen di Harvard School University ed è stato proposto e divulgato anche dalla UIS University a Roma, dove si rovescia sostanzialmente, l'idea è, la dico in estrema sintesi perché sennò viene troppo lunga, si rovescia il paradigma di riduzione del rischio e aumento del profitto nel capitalismo come un approccio nichilistico con la negazione dei tradizionali valori morali e si muove questo nuovo capitalismo seguendo quelle che sono le necessità della società attuale, si muove verso un paradigma diverso dove c'è naturalmente una riduzione del rischio ma minore di prima, naturalmente un rendimento, ma anche la valutazione dell'impatto. È qui che diventa capitalismo 3D. Quindi il profitto sotto controllo può sostenere la democrazia e non così il capitalismo speculativo che aumenta le disuguaglianze sociali. Questa non è una mia conclusione, è quanto dicono coloro che sostengono questa teoria che è in fase di espansione. È una cosa importante perché ovviamente proliferano i popoli in condizioni tutto sommato di democrazia e di impatto sociale. Il problema è come valorizziamo l'impatto sociale, perché l'impatto sociale, attenzione, entra nel bilancio dell'azienda come se fosse denaro a tutti gli effetti, quindi valorizza l'azienda. Il problema è la valorizzazione di questi impatti, non è sempre facile, dare un valore economico all'impatto sociale e monetizzarlo. Esistono però dei modelli che sono stati sviluppati perché è 10 anni che c'è questa teoria e ora comincia a prendere piede in maniera importante, che sono per esempio le SROI, che sono un Social Return of Investment, un sistema di calcolo per valutare in maniera proprio concreta, numerica, il valore dell'impatto sociale e questo entra nel bilancio dell'azienda. Come sanno molte società no profit che ovviamente hanno un bilancio soprattutto basato sull'impatto sociale. Si misura il valore extrafinanziario di un investimento e ciò che sarebbe avvenuto in assenza dell'investimento e si quantifica il valore sociale attraverso degli indicatori associati a dei risultati raggiunti concreti, misurabili in maniera chiara, precisa e trasparente, senza overstime o sottostime.
SROI 3 significa che 1 euro di investimento ha prodotto 3 euro di risultati. Questa metodologia è già sperimentata e applicata in molti posti e nel mondo c'è, come vedete qui c'è non so quanto si legga, ma insomma c'è diversi tipi di iniziative in diversi paesi del mondo per applicare questo tipo di modello che origina dalla teoria di Cohen di 10 anni fa e che oggi in Italia per esempio c'è la Human Foundation che porta avanti questo tipo di approccio, perché è sempre più necessario che ci sia una considerazione dei valori dell'impatto sociale dei cittadini per la sostenibilità e il mantenimento del capitalismo nel tempo e una condizione di democrazia e pace che consenta ai popoli anche di fare profitto e di sviluppare il business. La scienza connette le persone, voglio ricordare questo messaggio soprattutto per i ragazzi, ricordatevi che anche nei momenti di crisi peggiore a livello internazionale, nei congressi mondiali c'eravamo tutti. Anche dopo l'11 settembre ci siamo trovati nella stessa aula congressi a parlare di scienza e di terapie. I musulmani, che voglio dire venivano da una situazione di attacco alle Torri Gemelle, e i popoli occidentali e gli americani stessi che erano stati attaccati, perché di fronte al bisogno di conoscenza e alla necessità di salvaguardare la salute della nostra specie si passa sopra tutto il resto. Quindi la scienza è una piattaforma di pace, perché lì qualunque sia la crisi internazionale, gli scienziati si incontrano e parlano di scienza, parlano un linguaggio comune e si connettono tra di loro. Questo tipo di terapie avanzate sono esperienze di terapia a 360 gradi, perché ovviamente coinvolgono tutto il nostro genoma, tutto il nostro metabolismo, le nostre cellule, ripristinano quanto era prima, e la salute deve essere un diritto di tutti. Non c'è un profitto senza la salute dei cittadini, soprattutto se deboli e bisognosi di assistenza della società. Per cui questo nuovo approccio della misurazione dell'impatto sociale deve guidare le valutazioni in questo settore. Grazie della vostra attenzione. Questo intervento che insomma ha seguito anche quello della dottoressa Pasinelli, probabilmente sono un invito anche a organizzare un incontro dedicato a questo tema della sostenibilità delle terapie avanzate, che è molto complesso e ha tante sfaccettature. Chiudiamo la sessione di questa mattina con invece una testimonianza ancora diversa, che è quella di Paolo Fundarò e Federica Draghi, che sono rispettivamente l'amministratore delegato e responsabile del business development di XGen Venture, che è un fondo di investimento dedicato alle scienze della vita, e quindi potremmo definirli cacciatori di idee, quindi una società che sostanzialmente individua e sostiene progetti promettenti dedicati a questi unmet medical needs, quindi bisogni di salute che non sono ancora colmati, prendendosi anche dei rischi, e quindi scopriamo la loro esperienza ancora differente. Buongiorno, grazie dell'invito. Oggi, non so se devo farla partire io, comunque ecco, oggi pensavamo di raccontare un po' che cos'è un fondo di venture capital e un po' quali sono state le nostre esperienze. Noi ci occupiamo di venture capital da circa una ventina d'anni, prima con un altro veicolo e poi negli ultimi 2 anni con un fondo che si chiama XGen Venture. E un fondo di venture capital cosa fa? Si fa dare dei soldi da altri investitori per investirli in start-up. In particolare noi lo facciamo esclusivamente nell'ambito del life science, quindi investiamo in start-up che sviluppano nuovi farmaci, nuovi device medicali e nuovi device diagnostici. E questo lo facciamo per un periodo di tempo che tipicamente è una decina d'anni, alla fine dei quali poi restituiamo i soldi che ci sono stati dati da investire, possibilmente anche di più. La nostra missione è quella di generare valore in questo senso. Quindi compriamo quote di società e poi a un certo punto le rivendiamo e restituiamo i soldi ai nostri investitori. Questo fondo in particolare è un fondo che raccoglierà più o meno 200 milioni di euro in una
una quindicina di società, le quali saranno prevalentemente società italiane. Questo è per diciamo, dare una rappresentazione un pochino di quella che è stata la nostra esperienza e di come funziona. Sono diversi cicli di investimento, in ogni ciclo si investe in un certo numero di società. Nell'ultimo ciclo sono 5 investimenti che abbiamo fatto nell'ultimo anno di attività, che è il primo anno del fondo XGen, tra cui una di queste 5 è poi una delle società che veniva menzionata dalla dottoressa Pasinelli, dove siamo coinvestitori di una società che sviluppa una terapia genica. Lo facciamo di solito come lead investor, vuol dire che siamo l'investitore di riferimento, l'investitore che in un certo senso non solo mette poi la quota più sostanziosa dell'investimento, ma anche guida la strategia della società e aiuta a formare poi la crescita di questa società, che partono insomma, da piccole realtà fatte di una manciata forse di persone, e che poi crescono nel tempo con l'avanzamento del programma e con il numero anche di competenze che servono. Abbiamo collaborato negli anni, siccome investiamo poi in early stage, vuol dire società che proprio prendono prodotti in preclinica che fino a quel momento sono stati sviluppati in ambito accademico. Abbiamo collaborato con tantissime realtà di ricerca e cliniche in Italia e all'estero per condurre vari studi clinici. Poi fra un paio di slide vi racconteremo anche un caso di una società che abbiamo seguito proprio dalla preclinica fino all'approvazione, alla quotazione in borsa e all'approvazione poi sul mercato di un farmaco. Quindi il nostro ambito di attività è molto circoscritto, e noi investiamo in società che sono più o meno ad 1 anno e mezzo, 2 dalla clinica, e le accompagniamo fino alla fine, diciamo, della fase 2, dove speriamo quindi di dimostrare che il prodotto in cui abbiamo investito è effettivamente efficace. A quel punto cerchiamo una exit, si chiama, e quindi cerchiamo un partner industriale che sia interessato ad acquisire o a prendere in licenza il prodotto che abbiamo sviluppato, oppure a quotare la società sul mercato pubblico, oppure in ultima istanza a trovare degli investitori che invece sono più specializzati nella fase successiva di sviluppo di una società, quindi la fase 3, la commercializzazione. Cerchiamo di costruire un portafoglio, vuol dire un gruppo di aziende che sia bilanciato sotto diversi punti di vista. Può essere bilanciato in termini geografici, quindi avremo una quota delle società in Italia, una quota all'estero, che può essere sia europea che negli Stati Uniti, bilanciato nei vari sottosettori del life science, terapeutici, device medicali, diagnostici, e bilanciato soprattutto anche in termini di fase di investimento, cioè si chiama una serie A quando la società è in una fase preclinica, tipicamente adesso sto un po' approssimando, una serie B quando è in fase clinica iniziale, una serie C e una serie D quando è un pochino più avanti. Quindi vogliamo costruire un portafoglio che abbia un pochino tutte queste caratteristiche, che queste siano bilanciate tra di loro. Questo serve a in teoria minimizzare il rischio, perché chiaramente questi sono investimenti ad altissimo rischio. Di 5, per fare una media grossolana, di 5 investimenti che si fanno, 2 verranno write-offati, cioè non porteranno da nessuna parte perché lo studio clinico non ha dato i risultati attesi. Un paio avranno dei risultati così e forse riusciremo a rientrare
dell'investimento che abbiamo fatto, e 1 su 5 più o meno invece dà dei ritorni tali per cui si riesce poi a coprire tutto quello che è stato investito anche nelle altre 4 società. E immaginando un pochino come è fatto il nostro percorso prima di effettivamente arrivare a completare un investimento in una società, c'è un lunghissimo percorso prima. Noi iniziamo anni prima di interloquire con i ricercatori, a capire dove può andare l'oggetto della ricerca in termini di applicazioni pratiche e dove ha più senso da un punto di vista strategico poi svilupparlo e quindi produrre i dati che poi ti conducono in quella direzione, quali indicazioni cliniche, come iniziare a impostare la strategia brevettuale. Questi sono lavori che noi facciamo per vari mesi, se non anni prima. A un certo punto poi si inizia a concretizzare un po' la visione strategica e le possibilità che si intravedono per quella tecnologia, per cui si devono fare una serie di esperimenti proprio confermatori. Se questi esperimenti danno l'esito atteso, si può pensare di investire. Si investe in una società in uno stadio molto embrionale. Noi siamo di solito coinvolti anche nell'operatività quotidiana della società, quindi diamo un supporto anche dal punto di vista finanziario, amministrativo, di pianificazione, legale, brevettuale, in modo tale che il team, che tipicamente è formato da persone con un background scientifico, si possa concentrare poi maggiormente sulla scienza. Questo, superata un po' questa fase embrionale, poi ci si avvicina alla clinica, bisogna strutturare il team con competenze anche diverse, più di sviluppo, regolatorie, finanziarie, e così piano piano noi ci facciamo un passo un po' indietro e lasciamo che la società inizi a costruirsi e a organizzarsi in maniera più autonoma. Per dare un'idea di quello che è la nostra attività di screening, noi nell'ultimo anno abbiamo valutato circa 162 progetti. Di questi 103 sono stati scartati, 5 sono stati gli investimenti nei quali abbiamo investito circa poco meno di 35 milioni di euro. Per cui noi abbiamo un'attività estremamente strutturata con una serie di filtri non è che tante volte c'è un pochino questa frustrazione da parte dello scienziato che viene a presentare il progetto, perché dice ma come mai non trovate interessante, la mia ricerca è incredibile, ho pubblicato. Ma la decisione di investire non dipende solo da quello, dipende proprio, come dicevo prima, da come si è costruito il portafoglio, la fase in cui il fondo è in quel momento. Se è una fase iniziale ci sono nuovi investimenti da fare, ma dopo qualche anno noi dobbiamo poi occuparci di portare avanti le realtà in cui abbiamo investito fino a quel momento. E ci sono tutta una serie di valutazioni strategiche che facciamo poi sulle varie indicazioni terapeutiche o gli ambiti di ricerca in cui è il progetto. Non è solo legato alla qualità. Adesso che il microfono non funziona, lascio la parola a Paolo che vi racconta un po' uno dei nostri casi, come accennavo prima. È un caso nel quale abbiamo fatto proprio tutto il percorso dall'inizio fino al mercato. Sì, grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Questo è un caso di successo, però ci tengo a dire sono importanti i casi di successo come quelli di insuccesso, nel senso che facendo ricerca è normale che una buona parte degli investimenti che noi facciamo alla fine non portano ai risultati sperati, non portano a profitto, ma sono fondamentali per aumentare il livello di conoscenza generale,
per creare diciamo delle esperienze che poi servono a migliorare di volta in volta quello che si fa. E anche questo, che è un caso di successo, ha avuto nella sua storia, che inizia all'inizio del 2000, diverse fasi di grande entusiasmo, grande euforia e allo stesso tempo grandi delusioni che sono normali nel processo di sviluppo di un farmaco e in generale di una start-up. Questa società, che si chiama Intercept Pharmaceutical e che recentemente è stata poi acquistata da un'altra società italiana, Alfa Sigma, è nata all'inizio degli anni 2000 dall'idea di due persone, un chimico di Perugia, un professore di chimica medicinale, Roberto Pellicciari, e un giovane canadese che faceva venture capital negli Stati Uniti. Il professor Pellicciari da decenni studiava una particolare classe di molecole chimiche che sono gli acidi biliari, senza che questi acidi biliari sembravano avessero nessun tipo di rilevanza da un punto di vista farmaceutico, fino a quando alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, viene diciamo, scoperto questo recettore, il farnesoide X receptor, che è un recettore che è espresso soprattutto nel fegato e nell'intestino, che è coinvolto in una serie di processi diciamo, importanti a livello di patologie del sistema gastrointestinale. E da lì gli acidi biliari cominciano a diventare interessanti, per cui diversi gruppi in giro per il mondo chiedono al professor Pellicciari, esperto di acidi biliari a livello mondiale, di fornire molecole per provare a capire se queste molecole potessero avere un'applicazione terapeutica. Da lì nasce questa società, che viene costituita inizialmente negli Stati Uniti, e vista l'origine diciamo, italiana del progetto, che aveva a Perugia comunque una parte importante delle attività di ricerca e sviluppo, noi decidiamo di insomma, studiare un po' il dossier e alla fine decidiamo di investire all'inizio del 2006, quando la società era ancora una società di 2 persone che lavoravano dai rispettivi diciamo, soggiorni, nel senso che non c'era una sede fisica, e che pagavano i costi di questi esperimenti con le carte di credito personali, cioè non c'erano. Noi decidiamo di investire assieme ad altri investitori, un americano e un investitore giapponese, e nel 2006, per un paio d'anni è tutto bene, portiamo la società a iniziare gli studi clinici e a dotarsi di un minimo di struttura, per cui si prende il primo ufficio, 5-6 persone, solo che nel 2008 arriva la crisi finanziaria, il fallimento di Lehman e di Bear Stearns, seguita da 3-4 anni veramente difficili, dove in generale la disponibilità di finanze era molto ridotta, e soprattutto finanziare progetti di ricerca e sviluppo ancora più difficile. Per fortuna una serie di investitori, che poi sono quelli che hanno finanziato il progetto, ha deciso di comunque andare avanti, e quindi ha finanziato da sola la società per i successivi 4 anni, fino a quando la società è stata in grado di generare i primi dati clinici di efficacia, quindi ha fatto la fase 1, ha fatto la fase 2. La prima indicazione che la società ha diciamo, targettato come indicazione terapeutica, anche qui è una malattia rara, non genetica ma di origine autoimmune, proprio perché le malattie rare consentono di avere in alcuni casi dei percorsi regolatori un pochettino più rapidi, e perché il numero di pazienti da trattare per dimostrare una significatività statistica del trattamento è comunque minore, quindi permette anche costi e tempi un po' più abbordabili da parte delle start-up, ma con l'idea poi di, se il prodotto avesse dimostrato una sua efficacia, poter estendere l'applicazione di questo prodotto su indicazioni terapeutiche di maggiore diffusione. Nel 2012, sulla scorta, quando il mercato finanziario cominciava a riprendersi, sulla scorta dei risultati di fase 2, cominciamo a pensare di come
finanziare ulteriormente la società e si apre in quel momento la finestra della quotazione sul mercato pubblico al Nasdaq. Quindi a ottobre del 2012 la società è una delle prime società biotech dopo la crisi finanziaria a riaffacciarsi al mercato dei capitali. Si quota la società con un discreto successo, si riescono a raccogliere quasi 100 milioni di dollari che erano quelli poi necessari a finanziare la fase 3, e con quella quotazione si intraprende anche un nuovo percorso in termini di sviluppo, che è non più su una malattia rara ma su una prima indicazione di massa, che è la steatosi epatica non alcolica, cioè la sindrome da fegato grasso, malattia nuova, malattia che è presente soprattutto nei paesi occidentali ed è uno degli effetti del fatto che, mi sentite? È uno degli effetti del fatto che mangiamo sempre di più, mangiamo sempre peggio e mangiamo sempre più cibo processato, che porta poi di fatto a un accumulo di grassi nel fegato, infiammazione e quindi fibrosi. L'NIH a quel punto decide di testare questa molecola, perché è una molecola di sintesi della società, su questa indicazione terapeutica, e nel 2014 vengono fuori dei primi dati di efficacia estremamente positivi del farmaco su questa nuova indicazione, tale per cui la società arriva a valere diversi miliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato in borsa. E questo ci dà la possibilità come investitori di cominciare a cedere le azioni sul mercato, azioni che vengono cedute per poi reinvestire in altre società. Perché è vero che noi dobbiamo fare profitto, ma fare profitto è funzionale anche a avere la possibilità di continuare ad investire, perché se noi non riusciamo a far profitto, chiaramente il modello non è sostenibile. La società nel 2016 riceve l'approvazione dall'FDA prima e poi dall'EMA per la commercializzazione del prodotto, e in questo caso, anziché cedere il prodotto a un'azienda più grande, si decide di mettere in piedi una struttura di marketing e vendita, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, per commercializzare direttamente il prodotto che viene lanciato con successo, e alla fine del 2022 fa oltre 400 milioni di fatturato tra Stati Uniti ed Europa. Poi, come dicevo prima, la società nel 2012 ha venduto la parte europea a un'azienda, e nel 2022 la parte europea a un'azienda, e nel 2023 tutta l'azienda è stata ceduta ad Alpha Sigma. Questo è un percorso, di successo di un'azienda che, partendo dall'idea di un ricercatore e da una molecola, nell'arco di 20 anni, questo è il ciclo abbastanza tipico di della vita di una startup di successo, riesce a portare un farmaco sul mercato e poi a generare profitto per i propri investitori. Con XGen, che è il fondo di venture capital, abbiamo l'ambizione di cercare di replicare questo successo con almeno uno o due degli investimenti che abbiamo in portafoglio. Io vi ringrazio e lascio la parola. Bellissimo esempio di come dalla ricerca sulle malattie rare si può generare un valore che impatta sulla popolazione più generale. Allora, abbiamo visto tanti esempi di terapie che arrivano alle persone, di come la ricerca può generare terapie che arrivano alle persone, però fin dall'inizio, fin dall'intervento di Francesca Pasinelli, è stato sottolineato quanto invece sia importante altrettanto la ricerca di base, la ricerca fondamentale, la ricerca guidata dalla curiosità. C'è qualcosa?
E quindi a questo punto, in questa seconda parte della mattinata, avremo una serie di interventi in cui toccheremo con mano l'importanza della ricerca di base e soprattutto ad alto contenuto tecnologico. E quindi cominciamo con l'intervento di Cecilia La Terza, che è professore associato all'Università di Padova e ricercatrice qui del VIM, che ci parlerà di una tecnologia che negli ultimi anni è letteralmente esplosa per la sua capacità di contribuire a riprodurre in laboratorio organi umani, modelli di organi umani. Parliamo degli organoidi e in particolare Cecilia La Terza ci racconterà come questo strumento ci permette di studiare quello che è forse l'organo per eccellenza e quindi il cervello umano. Sì, buongiorno a tutti. Come mi ha anticipato Anna Maria, io oggi vorrei parlarvi di come possiamo portare in laboratorio un paziente. E in particolare vorrei raccontarvi di come possiamo non soltanto portarlo in laboratorio, ma anche cercare di ricreare alcuni organi, come in questo caso di cui parlerò, il cervello, e di come poterlo studiare. Sappiamo che il cervello umano è l'organo che possiamo dire per eccellenza il più complesso di cui disponiamo. È più complesso ma anche completamente inaccessibile, perché non è possibile poterlo isolare dall'organismo per poter studiare patologie ma anche lo sviluppo stesso dell'organo. Motivo per cui sono stati sviluppati molti modelli animali, di cui parleranno tra poco le mie colleghe, la dottoressa Zuccaro e la dottoressa Allegra, fondamentali perché ci hanno permesso di capire meccanismi di malattia o testare approcci terapeutici. Ma come vedete in questa immagine che vi ho voluto riportare, ci sono alcune differenze abbastanza evidenti. Innanzitutto possiamo vedere una differenza dell'aspetto del nostro cervello, quindi differenze morfologiche. Nel cervello umano, per esempio, ci sono sulci e giri che nel cervello di topo, se guardate l'ingrandimento, sono completamente assenti perché è lisencefalico. Ma queste differenze strutturali però nascondono al loro interno delle differenze anche di meccanismi, di connessioni, che non possono essere quindi riprodotte completamente nel modello. Ed è grazie a una scoperta che è stata fatta una decina di anni fa, che ha completamente rivoluzionato le potenzialità della nostra ricerca biomedica, cioè la scoperta di queste cellule staminali pluripotenti indotte. In questa immagine vi ho voluto far vedere un attimo qual è la storia, qual è il processo che ha portato a questa scoperta. Sostanzialmente quello che si vede è la possibilità di poter isolare delle cellule, dei fibroblasti della pelle, delle cellule completamente differenziate del paziente, e poterle riportare a uno stato simile a quello che si ha nelle cellule staminali pluripotenti della blastocisti, da cui si origina poi tutto il nostro corpo, il nostro organismo. Questo processo si chiama riprogrammazione. Ed è un processo che permette quindi di cancellare la memoria e dare alle cellule del paziente stesso la possibilità di essere pluripotenti e quindi poter essere successivamente indirizzate a formare qualsiasi tipo di cellula di cui disponiamo. E infatti, successivamente alla scoperta di questa tecnologia, sono state sviluppate diverse tecniche per poter far differenziare queste cellule, che possono essere derivate quindi dal paziente stesso, in cellule che costituiscono il nostro organismo. Qui vi ho rappresentato un cartoon in cui vedete per esempio neuroni, potete riconoscere cellule del sangue, cellule della pelle stessa, gameti, cellule del sistema immunitario. Cosa vuol dire? Che possiamo quindi partire dalle cellule del paziente, portarle in uno stato pluripotente, differenziarle nel tessuto, nel tipo cellulare che è affetto dalla malattia, e quindi poter studiare effettivamente il paziente in laboratorio. Ma la cosa più straordinaria di queste cellule è la loro capacità, che è stata scoperta di recente, non soltanto di differenziare nelle cellule che costituiscono il nostro organismo, ma anche di autoassemblarsi, cioè di creare delle strutture in modo autonomo, tridimensionali, che noi chiamiamo quindi organoidi,
che hanno sia la composizione cellulare ma anche la struttura molto simile agli organi stessi che ci costituiscono. Motivo per cui sono stati chiamati organoidi, perché sono simili agli organi, non identici, ancora un po' rudimentali, non perfettamente identici appunto all'organo di riferimento, ma simili a sufficienza per permetterci di studiare meccanismi di malattia o anche il processo che porta allo sviluppo dell'organo stesso. Qui vi ho portato alcuni esempi di cui sono stati sviluppati i protocolli per poter ottenere questi organi in laboratorio, come appunto il cervello, l'intestino, il fegato, il cuore, e vi parlerò a breve nello specifico di alcuni di questi. Vorrei partire appunto dagli organoidi di cuore che stiamo sviluppando nel nostro laboratorio, e potete vedere come, per esempio, questi organoidi sono costituiti da tipi cellulari molto diversi tra loro. In viola, per esempio, abbiamo i cardiomiociti, quindi le cellule tipiche appunto del tessuto muscolare del cuore. In verde i neuroni che vanno a innervare questi cardiomiociti, e in rosso i vasi sanguigni che irrorano di sangue. Potete capire quindi che, seppur un modello ancora imperfetto, però è semplificato abbastanza per permetterci di avere una composizione strutturale e cellulare per poter studiare meccanismi precisi che vanno a colpire quest'organo. Non sono soltanto simili da un punto di vista cellulare, ma anche funzionale. Vedete per esempio nell'immagine di sinistra che questi organi sono in grado anche di riprodurre la funzione dell'organo stesso e quindi di battere. Gli organoidi però possono essere anche, si può anche aumentare la complessità di questi organoidi, e qui entrano in gioco l'unione di diverse competenze, non soltanto competenze da un punto di vista medico-biologico, ma anche competenze ingegneristiche, perché per poter aumentare il grado di complessità è necessario applicare tecnologie molto avanzate. In questa slide vi ho presentato per esempio organoidi di intestino che sono stati ingegnerizzati utilizzando un sistema di microfluidica in cui è stato imposto all'organoide una determinata struttura. Andando a imporre la struttura a questo organoide, quello che si è visto è che all'interno di queste anse che sono state create si riusciva a ricreare in modo molto preciso la struttura dell'intestino con le sue cripte intestinali, dove in rosso potete vedere per esempio la presenza di cellule staminali localizzate, così come accade realmente nell'intestino umano. Nel nostro laboratorio, come vi anticipavo, ci occupiamo però principalmente di organoidi di cervello. E ho pensato fosse molto importante farvi vedere effettivamente come appaiono questi organoidi di cervello. Questi organoidi di cervello appaiono come delle piccole sferette di tessuto rosati, che vedete qua in questa piastra. In questo supporto all'interno del quale noi li coltiviamo. Sono di una dimensione di circa qualche millimetro, e appaiono abbastanza uniformi, però se noi andiamo in dettaglio all'interno di questi organoidi possiamo vedere come queste piccole sferette in realtà contengono una complessità incredibile, una complessità che riesce in realtà a mimare abbastanza fedelmente quello che succede nel cervello umano. Per farvi capire questa complessità ho voluto mostrarvi per esempio due immagini di una fettina di cervello fetale umano reale, nella immagine di sinistra, mentre nell'immagine di destra c'è la controparte di una fettina di organoide di cervello umano. Come potete vedere, già abbastanza salta agli occhi come queste due immagini siano molto simili, perché presentano una porzione di cellule staminali in rosso, una porzione di neuroni in verde, e la loro organizzazione è molto simile, quindi simile alla nicchia staminale del cervello umano. Gli organoidi cerebrali però possono essere derivati in modo tale da riprodurre l'interezza del cervello, e quindi si chiamano organoidi cerebrali, di cui vi ho portato un esempio, ma il nostro cervello sappiamo essere molto complesso, non è costituito in modo uniforme, ma è costituito da diverse regioni. E gli avanzamenti tecnologici ci hanno portato a poter
definire dei protocolli specifici che ci permettono di andare ad essere sempre più specifici e sempre più precisi nel poter mimare e ricreare quindi in laboratorio, a partire dalle cellule sempre del nostro paziente, organoidi che rappresentano per esempio la retina, come potete vedere nella prima immagine in basso a sinistra, dove ci sono fotorecettori tipici di quest'organo, organoidi di corteccia cerebrale. La corteccia è la parte più esterna del nostro cervello, che è tipicamente formata da strati di cellule tutte diverse, e come vedete in colori diversi sono proprio rappresentate queste cellule diverse. E infine organoidi striatali, un'altra zona, un'altra area molto importante del nostro cervello. Il nostro cervello però non è formato solo da aree, ma queste aree sono collegate tra di loro, ed è questa la parte molto importante di questo organo, collegate tra loro in modo molto complesso, ed è proprio la connessione di queste aree che ne permette la funzione. E quindi ci siamo chiesti, ma siamo in grado di poter ricreare in laboratorio queste connessioni? Beh, nel nostro laboratorio, in cui appunto uniamo competenze sia di biologia che di ingegneria e altre competenze multidisciplinari, abbiamo sviluppato una tecnologia che ci permette di creare diversi organoidi rappresentanti diverse aree del cervello e di poter guidare tramite l'utilizzo di biomateriali la connessione tra le diverse regioni del cervello. Un esempio può essere organoidi di corteccia, che noi andiamo a collegare con organoidi di retina, e quindi andiamo a ricreare il sistema complesso della vista. Un'altra fondamentale domanda e un'altra applicazione che risulta molto importante per l'utilizzo di organoidi di cervello è mimare una patologia in laboratorio, quindi derivare queste cellule dal paziente e creare l'organo malato, nel nostro caso il cervello, e cercare di capire se questo organo effettivamente ha la malattia. Quindi la domanda fondamentale è: ma questi organoidi veramente si ammalano? Riusciamo veramente a ricreare in laboratorio un modello di malattia? Noi ci occupiamo di una malattia che si chiama X fragile, è una malattia di base genetica, in realtà epigenetica e genetica, ed è la principale causa genetica di autismo. È una malattia del neurosviluppo, quindi vede dei difetti che sono causati durante lo sviluppo dell'organo, quindi del cervello. E potete capire come sia impossibile poter studiare lo sviluppo di un cervello senza poterlo avere a disposizione. E quindi qui gli organoidi risultano veramente uno strumento chiave, perché ci permettono di andare a vedere e andare a investigare dei meccanismi in fasi dello sviluppo inaccessibili, in fase del sviluppo del cervello inaccessibili. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo quindi prelevato queste cellule del paziente, le abbiamo differenziate in organoidi di cervello, e qui ho voluto rappresentarvi nella prima immagine in alto a destra delle immagini in cui vedete che questi organoidi non soltanto formano cervello, ma nei colori diversi potete vedere i diversi tipi di neuroni tipici che noi troviamo all'interno della corteccia cerebrale. E questo ci fa dire sì, siamo in grado di ottenere un modello di cervello molto simile a quello che possiede il paziente. A partire da questi organoidi, però, ovviamente non ci siamo fermati qui, siamo andati più nel dettaglio, più in profondità, e abbiamo cercato di capire se questi organoidi effettivamente si ammalano. E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di valutare le caratteristiche che noi sappiamo da un punto di vista patologico siano tipiche di questa malattia, e quindi siamo andati a vedere sia la struttura del cervello che le connessioni di cui vi ho parlato prima, essere fondamentali per la comunicazione tra le aree del cervello. E abbiamo potuto osservare che effettivamente, come potete vedere nelle immagini in basso a sinistra, se nella prima riga abbiamo quello che è una nicchia di cellule staminali tipiche di un controllo sano, nella riga più in basso invece vediamo che negli organoidi di questi pazienti queste nicchie di cellule staminali in verde sono completamente sregolate e distrutte. Questo studio è stato possibile soltanto perché avevamo in mano qualcosa che rappresenta
un embrione nel primo mese di vita, quindi completamente impossibile da poter vedere in altro modo. Ma andando ancora più nello specifico, nel dettaglio e nel piccolo, è possibile da questi organoidi vedere anche appunto queste connessioni, e la parte strutturale fondamentale per le connessioni tra i neuroni sono le spine dendritiche. Questi piccoli puntini che vedete rappresentati su appunto i dendriti dei neuroni. E anche in questo caso quello che appare abbastanza evidente è che nel campione dei pazienti il numero di spine e la forma a un occhio esperto è completamente diversa da quelli dei controlli, che ci spiega come mai c'è una difficoltà di comunicazione tra le cellule che può quindi spiegare un fenotipo poi del paziente con uno spettro autistico. Un'altra importantissima applicazione a cui possiamo pensare quando pensiamo a organoidi è: ok, otteniamo in laboratorio dei piccoli pezzettini di organo, possiamo mimare una malattia, studiare un meccanismo, però possiamo anche pensare di utilizzarli come piccoli pezzettini di ricambio. Questa è un po' la base della terapia cellulare, che in alcuni casi si prefigge di proprio sostituire la parte di cellule mancanti. E nel caso degli organoidi, a differenza della terapia con cellule staminali, noi abbiamo in mano dei pezzettini già abbastanza strutturati e complessi, che hanno un gran vantaggio rispetto a cellule singole. E abbiamo pensato di poter applicare questa tecnologia in casi di patologie come può essere danni cerebrali da ictus, oppure resezioni chirurgiche a seguito di interventi per rimozioni di masse tumorali. Abbiamo quindi pensato di utilizzare questi piccoli organoidi cercando di ricreare e mimare il più possibile il tessuto che vogliamo andare a sostituire, quindi nel nostro caso la corteccia cerebrale, per poter andare quindi a riparare la lesione e a sostituire il tessuto danneggiato. In questa immagine vedete innanzitutto una sezione di cervello di topo, in cui ho evidenziato una parte di lesione che noi creiamo sperimentalmente per poter poi andare a valutare l'effetto del trapianto di questi organoidi che vedete a destra in violetto. Come vi dicevo prima, però, noi abbiamo un laboratorio molto interdisciplinare e non ci siamo fermati soltanto a cercare di sostituire il tessuto, ma abbiamo voluto anche capire se possiamo essere in grado di guidare le riconnessioni con il tessuto circostante, perché lasciare a un tessuto come l'organoide la possibilità di connettersi in modo autonomo potrebbe non essere ottimale, perché potrebbe creare delle situazioni non fisiologiche. E quindi abbiamo sviluppato una strategia, di cui vi ho portato qui una rappresentazione, in cui ci avvaliamo di un biomateriale che permette di isolare l'organoide dal tessuto circostante, e utilizzando una particolare tecnologia riusciamo a creare, avvalendoci della luce, dei piccoli canali, delle strade che permettono ai neuroni dell'organoide di essere guidati e raggiungere punti specifici che decidiamo noi essere fisiologicamente importanti per ricreare queste connessioni. L'immagine che vedete qui riportata è un esempio molto preliminare di un primo esperimento in cui abbiamo impiantato un organoide, qui in giallo, in giallino, in cui abbiamo cercato di ricollegare l'organoide al tessuto non soltanto da un punto di vista della componente neuronale, ma anche della componente vascolare, in quanto fondamentale per poter mantenere la sopravvivenza. E come potete vedere in rosso i vasi sanguigni hanno completamente invaso l'organoide, e questo ci ha permesso la sopravvivenza del tessuto all'interno dell'ospite. E vorrei concludere giusto per un attimo fare il punto su quale sia l'importanza di questo nuovo tool tecnologico che sono gli organoidi. Avere un modello umanizzato in laboratorio è veramente molto importante, perché ci permette di poter avere il paziente stesso nel laboratorio, e questo ci permette quindi di mettere il paziente al centro di una ricerca e di uno sviluppo che porti a una medicina personalizzata. Una medicina personalizzata però in che senso?
in ampio senso, nel senso che considera sia il passato del paziente, perché ci permette di studiare meccanismi di malattia che sul paziente che ha già sviluppato i sintomi non è possibile più studiare, perché noi nel paziente abbiamo già uno stadio troppo evoluto che non ci permette di andare a capire spesso le cause scatenanti della malattia. Una terapia che ci permette di agire sul presente, perché studiando il meccanismo specifico di malattia è possibile avere il tessuto su cui testare terapie personalizzate che funzionino al 100% su questo paziente, ma un approccio che ci permette anche di vedere il futuro delle terapie, perché ci permette di sviluppare anche screening predittivi per poter bloccare l'insorgenza di questi tipi di patologie dall'inizio. Questa era la mia ultima slide. Vorrei ringraziare tutto il laboratorio di cui faccio parte, il laboratorio del professore El Vassore, e tutti i ragazzi del nostro laboratorio che sono stati i protagonisti e che hanno creato tutto quello che vi ho mostrato, tutti i finanziatori, tra cui anche Teleton e altri finanziatori molto importanti a livello europeo e internazionale, il VIM e l'Università di Padova, e tutti voi per l'attenzione. Grazie. Allora, continuiamo il nostro viaggio nello studio del cervello, questo microfono, il nostro viaggio nello studio del cervello, e passando la parola a Emanuela Zuccaro, ricercatrice dell'Università di Padova e del VIM, che ci parlerà invece di come possiamo studiare nel dettaglio le cellule nervose costruendone una sorta di carta d'identità personalizzata, anche quando si ammalano in malattie neurodegenerative molto bravi come la SLA. Quindi, prego. Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per questo bellissimo e importante evento e per darmi la possibilità di parlarvi un pezzettino della storia della mia ricerca e di quello che faccio, in realtà facciamo tutti i giorni in laboratorio. Noi ci occupiamo di patologie complesse, sono patologie rare, come vi ha detto prima anche la direttrice della Fondazione Teleton, sono patologie molto importanti per cui non si ha una cura. Una di queste sicuramente la conoscete, è la SLA, o sclerosi laterale amiotrofica. L'altra è chiamata malattia di Kennedy, o SBMA, e si manifesta soprattutto negli uomini, in quanto è legata ad una mutazione del recettore per gli androgeni. Entrambe queste due patologie non hanno una cura e entrambe vanno a compromettere la funzionalità del motoneurone. Come dice il termine stesso, è quello che permette la contrazione muscolare e quindi permette il movimento. Come tutti quanti i neuroni, anche i motoneuroni non riescono a rigenerarsi da soli, quindi nel momento in cui c'è un danno, questo porta a perdita della funzione, in questo caso perdita del movimento e della funzionalità motoria. Allora, com'è fatto il sistema motorio? Nel momento in cui decidiamo di compiere un'azione, di fare una contrazione, si vanno ad attivare e ad accendere delle cellule che sono nel cervello, nella corteccia, che qui vedete rappresentate nella prima riga nella prima fila di immagini in verde, e queste iniziano a trasmettono un impulso attraverso dei lunghi filamenti che vengono chiamati assoni, che collegano il cervello con il midollo spinale. Queste possiamo immaginarle come delle grandi autostrade su cui passano dei camion che quindi trasportano queste informazioni, arrivano al midollo spinale, seconda tappa, trovano un altro tipo di neurone che viene chiamato neurone motorio di secondo livello, che a sua volta propaga l'impulso verso il muscolo. A questo punto, una volta arrivato al muscolo, trova delle strutture che sono super organizzate e ben determinate che vengono chiamate giunzioni neuromuscolari. Quindi è una stazione di stop in cui c'è l'impulso che viene trasformato da un impulso elettrico in un'azione meccanica, quindi la contrazione della fibra muscolare. Possiamo quindi immaginarci il nostro midollo spinale come se fosse una ciabatta elettrica, all'interno delle quali ci sono tutte quante le spine, che sarebbero i nostri motoneuroni, a cui sono collegati i fili, e quindi alla fine è un mulino. Quindi soltanto se il circuito è chiuso, questi mulini possono muoversi.
Quello che succede invece nella SLA è che purtroppo c'è una degenerazione di questi neuroni a tutti i livelli, quindi abbiamo meno neuroni a livello della corteccia, quindi come quelli che sono nella prima linea, vedete a destra c'è la SLA, c'è un campione SLA e come vedete ci sono meno neuroni lì. Cosa succede? Questi neuroni iniziano ad accumulare delle proteine all'interno del loro citoplasma e quindi perdono funzione. Quindi, di conseguenza, anche a livello del muscolo, quello che succede è che queste giunzioni neuromuscolari, che prima erano molto belle a forma di pretzel, a questo punto diventano molto piccoline e i contatti sono non funzionali. Quindi di conseguenza abbiamo un indebolimento, atrofia muscolare e alla fine perdita di funzione e perdita del movimento, ok? E paralisi. Quindi se torniamo di nuovo nel nostro modellino, quello che succede è che inizia un mulino alla volta a non funzionare, il mulino successivo comincerà ad essere un pochino più difettoso e via via andando avanti quello che si ha un blocco dell'intero sistema. Quindi questo è quello che ci troviamo ad affrontare ogni giorno in laboratorio. Ma cosa c'è nel midollo spinale? C'è soltanto un tipo di neurone? Tutti quanti i neuroni sono uguali e tutti quanti degenerano? No, la risposta è no, sono tutti quanti diversi. Questo è quello che noi vediamo ogni giorno in laboratorio. Abbiamo un pezzo di tessuto super complesso, pieno di tantissimi diversi tipi di cellulari, altrimenti non sarebbe il sistema nervoso centrale, insomma, no? Tutte quante queste informazioni devono essere ogni volta integrate e quindi poi permetterci di fare tutto quello che facciamo. Ci sono neuroni che sono dedicati al mantenimento della postura, ci sono neuroni che sono dedicati invece a piccoli movimenti, altri invece che sono quelli che vengono ingaggiati nel momento in cui c'è bisogno di un'azione di alta performance, arrampicata, suonare un brano virtuoso, ad esempio il pianoforte, piuttosto che danzare. Ebbene, quello che è stato visto è che non tutti i neuroni sono vulnerabili, c'è una vulnerabilità selettiva. Le basi molecolari che ci dicono perché un neurone è più vulnerabile rispetto ad un altro e perché questo neurone inizia a degenerare in seguito a danno non si sa. Ed è questo quello che facciamo nel nostro laboratorio. Qui in queste slide vedete delle sezioni di istopatologia in cui i neuroni sono colorati con una sostanza viola. Quindi tutti questi puntini che voi vedete nella sezione sono tutti quanti neuroni. Ora, se ci spostiamo a guardare la parte della SLA, quindi del modello malato, ciò che succede è che non tutti i neuroni sono scomparsi, ma soltanto una parte. E quello che è stato visto è che i primi neuroni a degenerare sono proprio quelli che sono ingaggiati nel momento di massima performance. Ed è quelli che proprio noi vogliamo andare a studiare, vogliamo andare a cercare solo questi e capire a stadi precoci della patologia che cosa cambia, perché non vogliamo arrivare nel momento in cui il paziente è ormai malato sulla sedia a rotelle, vogliamo iniziare a vedere i primi sintomi, vogliamo già capire che cosa possiamo cambiare per interrompere, fermare la progressione della patologia. Ora, quindi, quello che dobbiamo fare è avere un identikit, cercare di capire questi neuroni, perché questi neuroni sono così speciali, perché cosa gli manca rispetto ai neuroni che gli sono in fianco, che magari anche loro arrivano al muscolo per portare la contrazione, ma loro invece sono resistenti, anche fino a stadi tardivi della patologia. Questo è il nostro tessuto, immaginiamocelo come se fosse una macedonia. Okay? Abbiamo un sacco di diversi tipi cellulari e immaginiamoci che i neuroni che vanno a degenerare, quindi che noi siamo interessati a studiare, sia quel pezzettino di albicocca che sta proprio al centro della macedonia. Se noi facessimo di tutta questa frutta un frullato, quello che ci verrebbe fuori come sapore molto probabilmente sarebbe quello della fragola o dei frutti rossi. Uno perché il sapore è più forte e secondo perché sono più abbondanti. Stesso cosa succede se noi prendiamo un pezzo di midollo spinale e andiamo a vedere tutto quanto contemporaneamente. Se ci sono piccoli cambiamenti che sono a carico di rarissime popolazioni, come sono quelle che degenerano inizialmente nella SLA, noi non potremo mai andarli a recuperare perché il loro contributo sarà diluito in tutti quanti i diversi tipi cellulari che popolano il midollo spinale. Quindi quello che vogliamo fare è andare a dividere tutti quanti i frutti in piccole ciotoline, in maniera tale che ogni volta che assaggiamo noi abbiamo la sensazione netta del sapore che deriva da quello specifico frutto e quindi andare a fare un'analisi molecolare su singola cellula,
in maniera tale da veramente da discriminare ogni piccolo cambiamento. Questo è il nostro scopo è quindi quello di aumentare la risoluzione, e per far questo, quando sono stata negli Stati Uniti per il mio training, ho messo a punto una tecnica che mi permette di isolare popolazioni neuronali molto rare all'interno di un sistema molto complesso. Bene, quando sono rientrata in Italia ho detto, forse posso applicare questa tecnologia che ho imparato ad Harvard, forse posso portarla in Italia e farci dell'altro. E su questo ho fatto ho pensato insomma di applicarla al midollo spinale e in malattie neurodegenerative. Ho appaiato questa tecnica ad un'altra, che è venuta fuori più o meno intorno agli stessi anni, in cui si riesce a fare l'analisi su ogni singola cellula attraverso questa piattaforma che è di nuova generazione, sequenziamento di nuova generazione, in cui immaginiamo di avere tutte quante le nostre cellule all'interno di una soluzione acquosa. Bene, queste cellule vengono spinte all'interno di un canale che viene interrotto da un canaletto di olio, e per la proprietà immiscibile di acqua-olio, ciò che ne deriva fuori sono piccole goccioline di acqua, ogni gocciolina all'interno di una singola cellula. Quindi, se io vado a prendere ogni singola cellula che mi sono prearricchita con la mia metodica che ho sviluppato, quello che ho è questo output. Ogni puntino corrisponde a una singola cellula. Puntini vicini vuol dire che sono molto simili l'uno all'altro. Quindi, ad esempio, quelle del gruppo rosa saranno tutti quanti simili, le cellule all'interno. Puntini molto distanti vuol dire che sono molto diversi, quindi il rosa rispetto al grigio, per esempio. Ok, a questo punto, andando a vedere cosa esprimono, quali sono i marcatori che sono presenti all'interno di ogni gruppo di cellule, posso dire, ok, questi neuroni sono neuroni motori, questi altri neuroni sono un altro tipo di neuroni, ad esempio inibitori, eccetera, eccetera, per veramente capire, andare a fare un identikit dei miei neuroni. Quindi, questi che vedete qui colorato sono dei grafici in cui ogni grafico rappresenta un singolo gene, e vedete ad esempio il gene X, che può essere quello all'inizio, è espresso in alcuni gruppi di cellule, ma non è espresso in altri, e ancora meglio vedete ad esempio l'ultimo gene che è in basso, è espresso soltanto in una piccola popolazione di neuroni e non è espresso in tutti gli altri. Quindi mi sono costruita il mio identikit. A questo punto, se vado a paragonare neuroni resistenti alla patologia e neuroni vulnerabili, nonostante questi siano messi uno a fianco all'altro, quello che posso fare è veramente capire quali sono i determinanti che portano alla vulnerabilità selettiva di questi motoneuroni. E quindi poi, andando a paragonare un modello SLA con un modello controllo, riuscirò finalmente ad identificare quali sono dei nuovi candidati per lo sviluppo di nuove terapie innovative contro la SLA. E con questo non posso che ringraziare la professoressa Pennuto, che mi ha accolto al mio rientro in Italia, tutto quanto il laboratorio, e soprattutto le due ragazze che vedete con me in fotografia, Elisa e Simona. Questa fotografia è scattata nella giornata mondiale in cui si sono ricordate le malattie rare, le patologie rare, quindi il 29 febbraio del 2024. E devo ringraziare il VIM e l'Università di Padova per il continuo supporto, e tutte quante le funding agencies che hanno creduto in me e continuano a finanziarmi per la mia ricerca. Continuiamo in questo viaggio affascinante. Avete visto che ricerca di qualità si conduce al VIM, ma non solo. E continuiamo con un altro esempio di studio del cervello. Questa volta a presentarci il suo lavoro sarà Manuela Allegra, che è ricercatrice invece in questo caso dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, e che ci racconterà di come possiamo studiare il cervello, però questa volta grazie alle tecniche più sofisticate di imaging. Quindi scoprirete cosa può fare la risonanza magnetica, che magari voi associate a analisi di routine, che cosa possono fare gli scienziati per studiare il cervello, e in particolare che cosa succede quando in caso di ictus.
Ok, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Manuela Allegra e oggi vi racconterò un po' quello che studiamo in laboratorio qui a Padova. Io mi occupo di neuroscienze e vi parlerò un po' di ritmi. In realtà ho deciso di cambiare, quindi non sarà più imaging, sarà più elettrofisiologia, quindi segnali elettrici. Insomma, adesso vi accompagnerò un po' in questa presentazione, il cui menù, visto che ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, prevede una cospicua introduzione, perché credo sia importante raccontarvi un po' il contesto in cui si poi svolge la nostra ricerca. E quindi iniziamo subito con la plasticità. Ho bisogno di introdurvi questo concetto, la plasticità cerebrale. Cosa si intende per plasticità? Sicuramente ne esistono diversi tipi. Esiste un tipo di plasticità essenziale, necessario allo sviluppo del sistema nervoso centrale, quando ad esempio nasciamo, il momento in cui dobbiamo imparare a vedere, dobbiamo imparare a camminare, dobbiamo imparare a parlare, a sviluppare tutta una serie di funzioni cognitive di cui il nostro cervello e la nostra vita poi in futuro avrà bisogno. Questa plasticità, come vedete in questo grafico, è massima, quindi è elevatissima durante le prime fasi dello sviluppo, per poi via via ridursi e iniziare a chiudersi. Chiudersi non del tutto, nel senso che comunque anche nella vita adulta resterà una quantità residua di plasticità, e questa sarà essenziale nella nostra vita perché ad esempio sarà quella che ci permetterà di studiare, vedo qui tanti studenti, è quella che ci permetterà da adulti magari di decidere di imparare a parlare una nuova lingua, è quella che ci permetterà di decidere sempre da adulti di imparare a suonare uno strumento musicale ad esempio. Però cosa si intende per plasticità? La plasticità è di fatto quella capacità del nostro cervello di modificarsi, quindi di rifinire un po' le proprie connessioni e quindi le proprie strutture. Per far questo ho bisogno di farvi entrare un attimo all'interno di questo organo in cui, o meglio, ho bisogno di fare una piccola assunzione prima. Ad ogni funzione cognitiva corrisponde un gruppo di cellule all'interno del nostro cervello che sottende a quella funzione, quindi che la controlla. Per cui qui vedete un gruppetto di cellule che nel sistema nervoso centrale si chiamano neuroni, che sono connessi fra loro e che quindi queste connessioni permettono la loro comunicazione. Come comunicano queste cellule? Comunicano attraverso dei segnali elettrici, e qui ho deciso di rappresentare giusto un potenziale d'azione, forse qualcuno di voi ne ha già sentito parlare. Ora cosa succede? Nel momento in cui impariamo ad esempio a suonare, come in questo caso, il pianoforte, quello che succederà è che le connessioni fra queste cellule, questo gruppo di cellule impariamo a chiamarlo rete neuronale, okay? Le connessioni all'interno di questa rete neuronale si fortificano. Fortificandosi noi abbiamo probabilmente appreso una nuova funzione, quindi a parlare una nuova lingua o imparato a suonare un nuovo strumento musicale. E cosa succede però quando ad esempio andiamo incontro ad un danno? E questo è ancora il terzo tipo di plasticità di cui vorrei parlarvi, cioè la plasticità nella patologia. Può succedere nell'arco dello sviluppo della nostra vita, di andare incontro ad un danno cerebrale, ad esempio, e quindi immaginiamo sempre questa rete. In questa rete vedete tante cellule, ma a un certo punto una di queste cellule, uno di questi neuroni va incontro a danno, quindi magari va incontro a morte cellulare, e quindi non solo essa stessa si modifica, ma si modificheranno anche le connessioni che questa cellula produceva con le cellule circostanti. Quindi si modificherà anche il modo con cui queste cellule all'interno della rete neuronale comunicheranno fra loro. Un esempio di patologia di cui vorrei raccontarvi, perché la studiamo in laboratorio, è l'ictus. L'ictus è una patologia neurologica che in Italia rappresenta la terza causa di morte e colpisce un'incidenza media di circa 220 persone colpite su 100.000 abitanti, quindi abbastanza frequente. È meno frequente durante lo sviluppo, però vi assicuro che purtroppo può accadere anche durante la vita perinatale. L'ictus, ok, è successo anche a me,
L'ictus appunto è causato da la chiusura o la rottura di un vaso sanguigno. Quello che quindi succede è che si interrompe il flusso sanguigno verso la regione che quel vaso errorava, quindi producendo anche un minor apporto di ossigeno e un minor apporto di nutrienti verso questa regione. Quello che succede è che chiaramente, come vedete poi nel cartoon, nello schema in basso a destra, è che si creerà un buchetto, diciamo un pezzettino di tessuto nervoso, un pezzettino di cervello che andrà incontro a morte cellulare, quindi si creerà una lesione e questa lesione chiaramente conteneva dei neuroni, quindi se vi immaginate la rete neuronale precedente sovrapposta su questo cartoon è semplice capire come questi neuroni qui adesso non potranno più comunicare con le reti neuronali e con le regioni cerebrali adiacenti. Però come facciamo a studiare le connessioni fra le cellule? Beh, possiamo studiarne l'attività elettrica, perché vi ho detto che i neuroni comunicano tramite segnali elettrici e qui il merito, devo menzionare, insomma, il merito va al medico Hans Berger, che nel 1929 ha sviluppato la tecnica dell'elettroencefalogramma, che consiste in questa cuffietta, no, che si posiziona sullo scalpo di una persona, di un paziente, che contiene diversi elettrodi e ciascuno di questi elettrodi misurerà i segnali elettrici corrispondenti alla regione circostante. Questo è un esempio di tracciato di elettroencefalogramma molto complesso, ma all'interno di questo tracciato si può scomporre, all'interno di questo tracciato possiamo isolare delle componenti, delle bande di onda un po' più semplici, anche se magari non vi sembrano semplici, però delle bande d'onda a diversa frequenza ed ampiezza, ora in un attimo vi spiegherò, corrispondenti a diversi stati di coscienza, per cui ad esempio possiamo avere delle bande più lente che corrispondono ad esempio che si possono registrare in soggetti che stanno dormendo, quindi negli stadi di sonno profondo, oppure delle bande più veloci che possiamo registrare probabilmente adesso se dovessimo tutti fare un elettroencefalogramma, quindi in quegli stati di veglia, di attenzione e di elevate funzioni cognitive. Allora, come vedete queste bande sono caratterizzate da ampiezza e frequenza. Cosa significa? Ci sono dei picchi e questi picchi, diciamo, sono distanziati nel tempo e questa distanza, quindi la distanza fra un picco e l'altro, ci dice quanto questa onda è frequente nell'unità di tempo, ma possono anche avere delle ampiezze diverse, per cui la distanza fra un picco e l'altro in ampiezza, quindi sulla linea verticale, ci dice quanto questo segnale è ampio. Adesso avrei bisogno del vostro aiuto, quindi vi chiederò di immaginarvi di essere, adesso ok, vi chiederò di immaginarvi di essere dei neuroni tramite l'applauso, cioè tramite il battito delle mani, e io cercherò di essere la vostra direttrice di orchestra. Quindi ad esempio, se battiamo le mani a tempo, perfetto, ok. Questo è un esempio di sincronizzazione di attività fra i neuroni, quindi in questa rete di neuroni abbiamo detto le cellule si attivano contemporaneamente. Quello che succede è che il battito, quindi ciascun battito ha un volume molto elevato perché è sincronizzato rispetto ai vostri vicini e l'ampiezza, quindi il volume di ciascun battito aumenta, quindi l'ampiezza aumenta. E soprattutto però cosa succede? La distanza fra un battito e l'altro è comunque, non è troppo stretta, necessita di una coordinazione dall'esterno e questo è esattamente quello che succede durante il sonno. Se invece fate un applauso, random, ok, in questo caso si parla di desincronizzazione, quello che succede quando ciascun neurone si attiva in maniera non sincronizzata rispetto al vicino, quindi l'ampiezza di ciascun clap, di ciascun battito diminuisce, ma chiaramente la frequenza con cui questi picchi, questi battiti si registrano è molto veloce, quindi aumenta nell'unità di tempo. Ok, adesso facciamo un passo, insomma questo mi serviva per introdurvi quello che studiamo in laboratorio, quindi adesso abbiamo capito cos'è la plasticità, che cos'è la plasticità in una patologia, nell'ictus,
e come possiamo studiarla, come possiamo registrarla. Quindi in laboratorio, per traslare queste conoscenze in laboratorio, noi ci avvaliamo del modello del topo comune, quindi l'organismo modello, il mus musculus, che ci aiuta perché è un piccolo mammifero, quindi riusciamo a mantenerlo stabulato, insomma riusciamo a dargli un habitat per la sua crescita. E il topo presenta dei comportamenti stereotipati che, come vedete, ci aiutano per lo studio delle funzioni cognitive, tra cui la funzione motoria. Sono degli organismi per cui esistono diverse tecniche di ingegneria genetica, per cui possiamo riprodurre, come insomma è stato già spiegato, delle malattie genetiche rare. Per cui diciamo ci aiuta perché possiamo studiare i meccanismi fisiologici alla base delle funzioni cognitive complesse, penso ad esempio alla memoria, ma ci aiuta anche perché possiamo studiare meccanismi cellulari alla base delle patologie complesse, come le malattie del neurosviluppo, della neurodegenerazione. Noi ci occupiamo di ictus, quindi come facciamo a riprodurre nel modello murino un ictus? Tramite tecniche di chirurgia possiamo andare ad occludere, quindi a creare esattamente quella chiusura per bloccare il flusso sanguigno verso una determinata regione cerebrale e tramite la tecnica dell'elettrocoagulazione dell'arteria mediale cerebrale. Quindi si chiude un'arteria e si blocca il flusso sanguigno verso la regione che errorava. E qui in basso a destra vedete un esempio di una fettina di cervello di topo in cui appunto ho cercato di evidenziare con la linea tratteggiata il pezzettino di cervello che manca. Quindi abbiamo un soggetto murino con ictus. Poi adesso dobbiamo capire, insomma dobbiamo studiare i deficit comportamentali che questa lesione causa in questi soggetti e questo lo possiamo fare applicando diversi test, diverse tecniche di comportamento. E qui ve ne presento uno molto semplice. In pratica si lascia il topo libero di camminare su una griglia e questa griglia però non contiene un pavimento piatto, ma ci sono appunto degli spigoli per cui il topo deve aggrapparsi con le zampe su questi spigoli. E qui studiamo quanti errori il topo può compiere con le sue zampe, essendo che la lesione che abbiamo indotto si trova in corteccia motoria. E come vedete possiamo seguire i soggetti per diverso tempo, quindi per diversi giorni dopo l'induzione dell'ictus e come vedete rispetto alla popolazione sana, che sono i blu, gli arancioni, quindi i topi con ictus, presentano dei deficit motori più elevati. E poi vi ho detto che possiamo registrare quindi l'attività elettrica dei neuroni, per cui quello che possiamo fare, insomma anche in questo il topo ci viene incontro perché abbiamo a disposizione tutta una serie di tecnologie per la misurazione dei segnali elettrici. In questo caso possiamo inserire degli elettrodi nella corteccia motoria, in questo caso, e registrare segnali elettrici della regione che circonda la lesione, quindi in una regione vicino alla lesione che abbiamo indotto. E in questo caso, ad esempio, stiamo registrando l'attività del gruppo di cellule che vedete poi colorate in verde, quindi quella rete neuronale famosa che è deputata a svolgere la funzione motoria. E quello che abbiamo osservato in laboratorio è che i topi che presentavano dei deficit comportamentali, quindi un'alterazione della funzione motoria, sono anche gli stessi soggetti in arancione che presentano un'attività elettrica un po' più bassa, quasi come se il cervello fosse un po' più addormentato. Ora qui insomma ci sono delle analisi matematiche un po' complesse, non ci interessa capire quelle, ma semplicemente capire che la comunicazione fra le cellule insomma, che circondano la lesione è sicuramente alterata. Quindi cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo sicuramente capito cos'è la plasticità, forse, spero, e che insomma esiste sia in condizioni fisiologiche ma e soprattutto anche in condizioni patologiche. E abbiamo visto cos'è l'ictus, come possiamo portarlo in laboratorio, come può essere studiato attraverso una serie di test comportamentali e di elettrofisiologia. Chiaramente insomma il lavoro successivo sarà quello di cercare
di cercare di far diventare quei soggetti arancioni molto più simili rispetto ai soggetti blu, in modo tale che anche loro possano recuperare le funzioni. Quindi grazie soprattutto ai miei collaboratori, insomma ai ragazzi del mio gruppo che si sono anche attivati sui social, per cui adesso pare che abbiamo anche dei canali Instagram come questo Neurolab, grazie ai miei mentori chiaramente, perché insomma grazie a loro che sono riuscita a sviluppare il mio percorso scientifico, grazie ai vari collaboratori e soprattutto grazie insomma all'invito al VIM per avermi dato questa possibilità di presentare un po', di raccontarvi un po' cosa facciamo in laboratorio, e grazie a tutti voi per essere qui. Chiudiamo la carrellata di questa mattina, che spero vi abbia restituito un po' il valore della ricerca di base della conoscenza che può portare, con l'intervento del professor Francesco Chemello, che è professore associato dell'Università di Bologna, che ci parlerà invece di un'altra tecnica che ormai diciamo è famosa anche in ambito non scientifico, che è CRISPR. Nel 2020 ha meritato il premio Nobel per la chimica, quindi una tecnica per editare il genoma e quindi apportare modifiche puntuali sul nostro patrimonio genetico, e in particolare il dottor Chemello ci racconterà come in futuro si potrebbe provare ad applicare questa tecnica a una patologia molto complessa, la distrofia muscolare di Duchenne, che poi, lo dico insomma facendo parte della Fondazione Teleton, è la patologia che ha fatto nascere la Fondazione, perché grazie a un gruppo di pazienti con la distrofia muscolare che è nata la nostra Fondazione nel 90, e che ancora oggi, nonostante esistano dei farmaci approvati, qualche farmaco approvato, non ha una cura che davvero possa fare tanto la differenza. Prego. Buongiorno a tutti, grazie mille innanzitutto per l'invito. Allora oggi vi parlerò dell'editing del genoma per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne, ma prima di spiegarvi cosa significa l'editing del genoma e perché questo può essere la nuova frontiera per la cura della distrofia muscolare di Duchenne, lasciatemi spiegare perché la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia genetica. Il corpo umano, come sapete, è composto da blocchi fondamentali che sono le cellule, e nel nostro corpo ci sono circa 35 trilioni di cellule, molte sono diverse tra loro, abbiamo cellule del cervello, cellule del cuore, cellule dei muscoli, ma tutte le cellule, seppur svolgano diverse funzioni, hanno lo stesso libretto di istruzioni, che è il genoma. Il genoma altro non è che una lunga sequenza di lettere, sono circa 3 miliardi di lettere, e le 4 lettere che compongono il nostro genoma sono essenzialmente 4, A, C, T e G. Ma giusto per darvi un ordine di grandezza, 3 miliardi di lettere quante sono? Beh, sono tutti e 3 i canti della Divina Commedia, ma per 5.000 volte. Cioè servono 5.000 Divine Commedie per avere lo stesso numero di lettere del genoma presenti in ciascuna dei nostri 35 trilioni di cellule. Capite bene quindi che in un così alto numero di lettere può essere che qualcuna di queste lettere, durante i vari processi cellulari, si modifichi e quindi non corrisponda alla versione originale. Ed è quello che succede quando vi è appunto una mutazione. E anche per la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia genetica, in quanto vi sono appunto mutazioni nel genoma. E la distrofia muscolare di Duchenne colpisce solamente i maschi, con un'incidenza di 1 su 5.000, e c'è una stima di circa 300.000 pazienti affetti nel mondo, e è caratterizzata da debolezza muscolare e dalla perdita di deambulazione autonoma. Infatti i pazienti con distrofia muscolare di Duchenne sono obbligati a utilizzare la sedia a rotelle. Circa 20 anni fa è stato scoperto qual è il gene mutato che causa la distrofia muscolare di Duchenne, che è il gene DMD. Il gene DMD produce una proteina che è chiamata distrofina, che, come potete vedere nella rappresentazione nella slide, ho rappresentato come un ammortizzatore. Infatti la distrofina funziona come un ammortizzatore delle nostre cellule muscolari, che serve appunto a contrastare l'enorme stress che subiscono durante la contrazione.
e nell'altra parte invece vedete una sezione trasversale di muscolo, dove il muscolo appunto è stato tagliato trasversalmente, e la distrofina, che è colorata in verde, circonda ciascuna delle fibre muscolari. E qui vediamo il gene, una rappresentazione del gene della distrofina, del gene DMD. Come vedete è composto da 79 pezzetti, chiamati esoni. Questi pezzetti stanno assieme, hanno forma diversa, ognuno di questi pezzetti ha forma diversa, e si compongono assieme come un puzzle. La maggior parte delle mutazioni su questo gene che portano alla distrofia muscolare di Duchenne sono delezione di uno o più di questi esoni, quindi di uno o più di questi pezzetti. E giusto per fare un esempio, qui ho riportato la regione tra l'esone 49 e l'esone 53, vedete che questi pezzi del puzzle combaciano perfettamente. Se invece ho la delezione di un esone, per esempio qui la delezione, quindi la mancanza dell'esone 51, i pezzi del puzzle potrebbero non combaciare più. Si dice quindi che il codice genetico va fuori lettura o out of frame e le cellule muscolari non riescono più a produrre la distrofina. Vi sono ovviamente, come sapete, vi sono numerose terapie approvate o in clinical trials per le distrofie muscolari, inclusa una terapia che proprio ieri, non steroidea, è stata approvata dalla FDA, e in cui Teleton ha contribuito in maniera essenziale per lo sviluppo preclinico. Ma tutte queste terapie non vanno all'origine del problema, cioè non vanno a interagire sul genoma, che è proprio là dove si trova la mutazione che causa la distrofia muscolare di Duchenne. E recentemente, come abbiamo detto, è stata sviluppata una tecnologia, la tecnologia di editing del genoma con CRISPR-Cas9, che però permette di andare a correggere le mutazioni proprio a livello del genoma. Ma cos'è CRISPR-Cas9? Beh, CRISPR-Cas9 altro non è che un sistema di difesa naturale presente nei batteri. Quando i virus attaccano i batteri, tentano di mandare il loro genoma all'interno dei batteri per dopo poter infettarli e quindi replicarsi. I batteri hanno questo sistema di difesa che consiste della Cas9, che altro non è che una forbice molecolare, immaginiamola come una forbice, che grazie a una guida RNA riconosce il DNA del virus, porta lì la forbice e la forbice taglia il DNA virale. È importante che vi sia questa guida RNA perché deve specificare di tagliare il DNA virale e non il DNA del batterio, ovviamente. E nel 2020 Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier hanno ottenuto il premio Nobel non tanto per la scoperta del sistema CRISPR-Cas9, che già si conosceva, ma perché hanno dimostrato che può essere applicato per gene editing, quindi per editing del genoma. E molto semplicemente cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare questa guida a RNA per portare la Cas9 in qualsiasi... Adesso si sente? Sì, in qualsiasi regione target del nostro genoma. Quindi possiamo portare queste forbici in qualsiasi regione target del nostro genoma utilizzando semplicemente una guida RNA. Questo genererà un taglio nel genoma. Il taglio del genoma potrà poi essere, come dire, riparato sempre da sistemi intrinsechi della cellula tramite una sostituzione di DNA in presenza di uno stampo, oppure può essere semplicemente ricongiunto questo taglio andando a inserire casualmente delle lettere del genoma, okay? poche inserzioni o delezioni. E mentre il primo sistema che vi ho descritto di riparazione non funziona molto bene nelle cellule muscolari, il secondo sistema sembra funzionare abbastanza bene. Ed è stato dimostrato che può far tornare in frame, cioè nel corretto codice di lettura, il codice genetico della distrofina. Questo è stato dimostrato da vari laboratori nel mondo, incluso il laboratorio di Eric Olson. Essenzialmente usando questa forbice, nell'esempio di prima, delezione di esone 51, vado ad usare questa forbice targetando una regione specifica dell'esone 50. Questo fa sì che l'esone 50 non venga più riconosciuto e può esserci skipping, che significa salto, dell'esone. Vedete che l'esone 49 e l'esone 52 tornano a combaciare. Oppure questo taglio, tramite le inserzioni o delezioni che vi dicevo, può modificare la forma dell'esone, nel secondo esempio, dove vedete che l'esone 50 cambia forma e questo cambiamento di forma comunque porta a far sì che vi sia di nuovo appaiamento tra i diversi esoni. Cosa succede? Succede che adesso le cellule, quando il codice genetico torna in frame,
producono di nuovo distrofina, producono una forma diciamo più corta di distrofina, ma comunque funzionale. Ovviamente capite bene l'impatto che può avere questo per trovare nuove terapie appunto per la distrofia muscolare di Duchenne, e i grandi vantaggi sono che questa tecnologia apporta una modifica solamente minima del genoma e che questa modifica però è permanente perché vado a farla a livello del DNA, del genoma. Tuttavia la strategia che vi ho appena illustrato presenta alcuni aspetti negativi, che sono: il primo, che vado a generare un taglio del genoma, cioè uso delle forbici per tagliare il genoma, e questo è un segnale di stress per le cellule. Il secondo aspetto negativo è che queste inserzioni o delezioni che vi ho descritto sono casuali, cioè non riesco a controllare cosa sto inserendo o togliendo dal DNA. Per superare questi effetti, per tenere gli effetti benefici ma superare gli effetti negativi, abbiamo dimostrato che può essere usato anche un altro approccio, sempre basato su editing del genoma, ma utilizzando un altro strumento sviluppato nel laboratorio di David Liu, che è l'editor di base. Se prima quindi vi ho descritto CRISPR-Cas9 come una forbice, l'editor di base ve lo spiego come una penna che mi permette di cambiare una singola lettera a mio piacimento del genoma con un'altra. Posso quindi cambiare una mutata, posso quindi cambiare una mutata con una G, ok? Io ho uno strumento che è una penna che posso andare nel genoma e cambiare una lettera a mio piacimento. Ovviamente capite bene che questo strumento è ottimo per mutazioni puntiformi, cioè mutazioni di malattie causate da una mutazione di una singola lettera, ma come vi dicevo, la distrofia muscolare di Duchenne la causa principale appunto sono le delezioni di esoni. Abbiamo quindi dimostrato che l'editor di base può funzionare anche per correggere le delezioni di esoni, andando a fare editing di base di quelli che vengono chiamati siti di splicing, cioè quei siti che fanno sì che si riconosca appunto un esone. Andando quindi a modificare le lettere che vi ho evidenziato nella diapositiva, posso far sì che la cellula non riconosca più l'esone 50 e vi sia quindi lo skipping ancora dell'esone 50, portando al corretto codice di lettura, unendo appunto l'esone 49 con l'esone 52 e quindi producendo la distrofina. Per dimostrare che questo fosse possibile, cosa abbiamo fatto? Abbiamo impacchettato tutto il materiale necessario per l'editing del genoma, quindi il base editor e la guida RNA, in un sistema virale che avesse la competenza di esprimere tutto questo solamente nelle cellule muscolari. E abbiamo iniettato questo sistema virale in un topo deleto per l'esone 51, quindi un topo distrofico che non produceva appunto la distrofina perché presentava la stessa mutazione che vi ho rappresentato finora. Questa è una sezione di muscolo del topo distrofico. Vedete appunto la distrofina dovrebbe essere colorata in verde, ma non c'è distrofina perché appunto il codice genetico non è in frame, ma una singola iniezione di base editor va a va a distruggere il sito di splicing dell'esone 50, promuove l'eson skipping e vedete che adesso tutte le fibre muscolari di un topo gemello, quindi un topo con la stessa mutazione, adesso riescono a esprimere distrofina. Ovviamente abbiamo dimostrato che questa tecnologia non funziona solamente in topo e non funziona solamente per quel tipo di mutazione. Per dimostrare questo abbiamo ottenuto cellule iPS da paziente con diversi tipi di mutazione e le abbiamo differenziate in cellule cardiache, in cellule di cuore. Come vedete nelle immagini, queste cellule cardiache da paziente non esprimono la distrofina, che dovrebbe essere in verde, ma ancora tramite editor di base riusciamo a fare skipping degli esoni target e adesso le cellule di cuore dei pazienti riescono a esprimere la distrofina. In quest'ultima slide vi ho rappresentato un po' la visione per il futuro, per l'editing del genoma, quello che stiamo facendo. Ovviamente c'è una prima fase in cui vengono contattati i pazienti e si identifica la mutazione, dopodiché possiamo provare i nostri strumenti di editing del genoma sia in vitro che in vivo, nella speranza un giorno di poter portare questa
questa tecnologia, anche nei pazienti. Ovviamente quando questo potrà avvenire è un po' difficile da stimare, ci sono alcuni scogli che vanno superati, come ad esempio la sicurezza del target, del sistema di trasporto. Però spero abbiate capito insomma, che questa tecnologia può essere utilizzata sicuramente per la distrofia muscolare di Duchenne, ma anche per altre malattie monogeniche. Voglio infine ringraziare i protagonisti di questo lavoro. Allora ringrazio innanzitutto il laboratorio di Eric Olson da Dallas, dove ho avuto l'opportunità appunto di imparare queste tecnologie. Ringrazio tutti i collaboratori del VIM e ringrazio l'Università di Bologna e l'Università di Padova che mi permettono di continuare con la mia ricerca e ovviamente a voi per l'attenzione. Grazie mille. Quindi siamo giunti alla fine di questa bellissima carrellata, speriamo che vi abbia dato degli stimoli. Vi invito anche a fermarvi alla fine di questo incontro per se avete delle domande da fare ai nostri ricercatori, saranno più che felici. E quindi adesso è arrivato il momento del professor Mauro Giacca, che è responsabile della Scuola di Medicina e Scienze Cardiovascolari del King's College di Londra, che invece ci darà una visione da fuori. E adesso capirete cosa intendo. Grazie molte al professore Vassore, al VIM e al Presidente in generale per l'invito a essere qua, mi fa molto piacere. Il mio titolo non è un titolo che ho scelto io, penso che sia in qualche maniera ispirato all'idea che possa dare così una visione più, stavo per dire più internazionale, ma non è vero, perché tutto quello che abbiamo sentito stamattina è fortemente internazionale. Queste ricerche che avete sentito hanno una statura che ci fa rendere orgogliosi nel mondo. E io sono stato per 15 anni il direttore di un centro internazionale delle Nazioni Unite con sede a Trieste, a Nuova Delhi, a Cape Town. Ho lavorato con 65 paesi al mondo, da 5 anni sono spostato a Londra per occuparmi di malattie cardiovascolari e sono il direttore di un centro recente finanziato dal Medical Research Council per la rigenerazione cardiaca, e ho avuto anche l'opportunità di fondare 2 start-up a Londra, e penso che questo fosse il senso del titolo, cioè cercare di darvi un'idea di cosa sia il panorama internazionale, soprattutto dal punto di vista della traslazione della ricerca più che dei contenuti della ricerca accademica. Allora, se voi andate a Londra c'è un building subito nella parte sud del Tamigi che si chiama il Franklin Wilson Building, che è un building del King's College di Londra, e che vi mostra queste che sono fotografie proprio appese sui muri, per ricordare che lì poi in qualche maniera è nata quella che poi sarebbe diventata la rivoluzione tecnologica. Al King's College nel 1952, nel laboratorio di Maurice Wilkins e Franklin, fece una famosa fotografia che si chiama la foto 51, che era la prima fotografia ai raggi X del DNA, la stessa fotografia che poi Watson e Crick l'anno successivo interpretarono e pubblicarono su un articolo che è rimasto nella storia della scienza, che descriveva la struttura del DNA. Questi passi storici sono interessanti perché c'è stato un fermento tumultuoso, si è capito che il DNA è la base dell'informazione di tutto quello che vive sul pianeta Terra, si è capito che il DNA ha una struttura che è molto monotona, e negli anni 70 allora ricercatori, soprattutto in California, Paul Berg, Stanley Cohen e altri, dicono, beh, ma se il DNA è sempre uguale in tutte le specie, perché non prendiamo un pezzetto di DNA da una specie e lo mettiamo in un'altra? E così nasce l'ingegneria genetica, cioè la possibilità di tagliare e cucire da un organismo all'altro. Ci si chiede come è fatto il DNA dell'uomo, c'è un'iniziativa privata di una company che si chiama Cellular Genomics, un'iniziativa pubblica del progetto Genoma Umano, insomma alla fine, all'inizio degli anni 2000, quindi 20 anni fa, sappiamo anche tutta la sequenza
del genoma umano. C'è poco da dire, viviamo in un'epoca, nonostante il progresso sia stato molto veloce, perché abbiamo cominciato negli anni 50, in fondo sono 70 anni fa, quindi sono poco più di una generazione e mezza. Viviamo in un'epoca che è permeata da questo concetto della genetica, e questa è una figura che mi piace moltissimo di qualche anno fa del Muse di Trento. Contemporaneamente c'è un'altra tecnologia che si è sviluppata in maniera molto indipendente a Cambridge stavolta da parte di un ricercatore argentino, si chiamava Cesar Milstein, che scopre una tecnologia per produrre anticorpi tutti uguali, quelli che noi chiamiamo adesso gli anticorpi monoclonali. C'è un aneddoto famoso che riguarda Milstein, che riguarda quello che vi andrò a dire fra un poco. Milstein a un certo punto sviluppa una tecnologia per recuperare le cellule che producono gli anticorpi dal sangue e fonderle con una cellula tumorale in maniera da immortalizzarle, per cui riesce a produrre una quantità virtualmente illimitata di cellule che producono lo stesso anticorpo. Per dimostrarlo lo fa facendo un anticorpo contro i globuli rossi di coniglio, iniettava i globuli rossi di coniglio nel topo, e quando si rende conto di avere in mano questa tecnologia per fare anticorpi illimitati e specifici, è un dipendente del Medical Research Council inglese, manda una lettera al Medical Research Council, dicendo: ho fatto questa scoperta, considerate di brevettarla. Aspetta una settimana, 2 settimane, 3 settimane, un mese, e alla fine gli arriva una lettera dal Medical Research Council che gli dice: ma guarda, francamente noi non vediamo l'interesse di brevettare una tecnologia per fare anticorpi contro i globuli rossi di coniglio. E pensate che così l'Inghilterra ha perso l'opportunità di fare un brevetto su quella che sarebbe stata una delle grandi tecnologie che hanno rivoluzionato la medicina. Quindi siamo in un futuro in cui la genetica è fondamentale, siamo anche in un futuro in cui le applicazioni della genetica diventano importanti per la medicina. Queste tecnologie del tagli e cuci degli anni 70 in California vengono utilizzate intorno alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 per fare la prima terapia umana basata sulle tecnologie di questo DNA fatto con l'ingegneria genetica. Questa prima terapia è una terapia rivoluzionaria, che è la produzione dell'insulina da parte di un'azienda che si chiamava Lilly al tempo in Canada. E lo stesso tipo di tecnologia che oggi consente l'utilizzo dell'insulina a più di 500 milioni di persone in giro per il mondo. Fino a quel momento l'insulina si produceva dai pancreas ottenuti dai bovini, dagli ovini. Io quando ho studiato medicina mi ricordo che mi insegnavano come si cercava di fare a evitare il rigetto immunitario di una proteina utilizzata nell'uomo ma prodotta in altre specie animali. Il progresso di queste tecnologie è stato rapidissimo. Subito 3 anni dopo c'è stato l'ormone della crescita. Prima veniva recuperato dall'ipofisi, una piccola ghiandoletta del cervello, dei cadaveri umani, lì non si potevano neanche usare gli animali. Improvvisamente si riesce a fare nei microorganismi e ottenerne quantità infinite, l'interferone, il primo vaccino, che è il vaccino per l'epatite B, anche questo trasformativo, e la lista è lunghissima. Ci sono oggi più di 250 prodotti fatti con queste biotecnologie di proteine ricombinanti che sono nella pratica clinica. La cosa è benvenuta perché invece nella grande impresa farmaceutica succede qualcosa di contrario. La grande impresa farmaceutica non è abituata a tecnologie che derivano dalla biologia e in particolare dall'ingegneria genetica, è abituata soprattutto a screenare farmaci come piccole molecole. Le imprese farmaceutiche hanno collezioni di milioni di piccole molecole chimiche e la loro tendenza è quella di avere dei laboratori in quel momento, quindi parliamo di 20 anni fa, di 20 anni o 30 anni fa, di cercare di fare lo screening di queste molecole per cercare una funzione. Ma succede che in realtà dopo un boom di farmaci costituiti da piccole molecole, verso la fine degli anni 90, nonostante l'investimento in questi farmaci continua ad aumentare in maniera esponenziale, vedete questa curva rossa, la quantità di questi farmaci che arrivano al commercio continua a ridursi. C'è quello che si chiama un innovation gap e d'altra parte
anche abbastanza intuitivo, no? Le piccole molecole vanno bene se uno vuole inibire una qualche funzione, per esempio un recettore di superficie o un enzima, ma se uno invece vuole attivare delle funzioni nell'organismo o avere delle funzioni complesse, è difficile che una piccola molecola possa fare. Da lì l'importanza invece delle molecole ottenute con le biotecnologie, che hanno cominciato con le proteine ricombinanti, sono continuate con i vaccini, per esempio il vaccino per l'epatite B, il vaccino per il papillomavirus, sono continuati in maniera preponderante con gli anticorpi monoclonali sull'onda della scoperta di Milstein, e adesso stanno arrivando all'ultima fase di cui abbiamo sentito parlare anche oggi, che è la fase degli acidi nucleici, che è la fase delle cellule, che è la fase dei tessuti, quelli che la Food and Drug Administration e l'EMA chiamano col nome complessivo di terapie avanzate. Allora, se voi adesso andate a vedere quali sono stati nel 2023, quindi l'anno scorso, i 10 farmaci che hanno fatto più profitto al mondo, troverete questi. I numeri qui sono miliardi di dollari, tanto per darvi un senso della scala di questo. E allora vi vedete che il primo farmaco si chiama Keytruda ed è un anticorpo monoclonale. Humira è un altro anticorpo monoclonale. Comirnaty è il vaccino di Pfizer per il Covid, è un RNA circondato da una particella lipidica. Dupixent è un altro anticorpo monoclonale. Il Gardasil è il vaccino ricombinante contro l'epatite e contro il papillomavirus, una combinazione di proteine di superficie del papillomavirus ottenute nel lievito grazie a queste tecnologie del DNA ricombinante. Questo per dirvi che c'è stato un cambiamento epocale nella produzione di farmaci soltanto negli ultimi 20 anni. E questo cambiamento epocale è destinato ad aumentare con la possibilità di utilizzare gli acidi nucleici, quindi con la terapia genica. La terapia genica nasce nel 1989 a Bethesda, nel Maryland, vicino a Washington, stenta moltissimo a prendere piede, ci vogliono quasi 30 anni, ma avete sentito dei successi, ve ne ha parlato la dottoressa Pasinelli. Ci sono 18 terapie geniche che sono approvate per l'uso clinico dalla Food and Drug Administration, dall'EMA in Europa o da entrambe. 6 di queste sono terapie che servono per i tumori, cioè sono terapie che ingegnerizzano i linfociti per andare a riconoscere i tumori. L'anno scorso al meeting della American Society di Gene and Cell Therapy è stato il meeting più frequentato dalla storia della società. Fin dall'inizio degli anni 90 c'erano più di 5.000 persone con un clima di eccitazione straordinaria. Avete sentito da Francesco Chemello che questo è soltanto di nuovo l'inizio, perché ci sarà tutta adesso la fase della possibilità di utilizzare la terapia genica per cambiare il genoma. E poi c'è tutta una nuova classe di nuovi farmaci che invece sono basati sull'RNA. Il nostro genoma contiene l'informazione per fare circa 20.000 proteine, quindi 20.000 geni classici dal libro di testo, ma in aggiunta a questa contiene anche l'informazione per fare circa 2.000 piccoli RNA regolatori, che si chiamano microRNA, e in più io posso utilizzare il pathway dei microRNA per aggiungere dall'esterno piccoli RNA. Non sembra, sembra il futuro, ma in realtà è già il presente. Di nuovo ci sono 16 terapie approvate per l'utilizzo clinico che sono basate sull'utilizzo di piccoli RNA. Queste tecnologie sono molto importanti perché cercano di dare delle risposte che non esistono non soltanto per le malattie rare di cui abbiamo sentito, ma anche per le malattie comuni. Allora, guardate, questo è un paziente che ha un infarto del miocardio, quello che nel mondo anglosassone si chiama heart attack. È un paziente che non è più giovane, viene fuori da un ristorante, quindi ha avuto un pasto abbondante, fuori fa freddo, sta portando un peso, sono tutti fattori aggravanti, e ha dolore al petto perché un trombo ha bloccato una delle sue arterie coronarie, quindi c'è una porzione di cuore che sta morendo.
Questo paziente non muore di infarto acuto, soltanto il 2% muore perché il cuore non funziona immediatamente. Una percentuale invece più importante muore perché ha un arresto cardiaco, quindi perché il cuore non funziona, ma se è risuscitato o se l'arresto cardiaco non avviene, viene portato in ospedale, un cardiologo infila un catetere nella sua arteria coronaria, apre l'arteria coronaria, fa una rivascolarizzazione, un'angioplastica, ma quello che è morto, il cuore non ha capacità di rigenerare, quindi l'unica maniera per riparare il cuore è formando una cicatrice. È molto difficile pensare che una piccola molecola chimica possa compensare alla perdita di tessuto o possa stimolare la formazione di nuovo tessuto. Invece quello che noi vorremmo è dare una terapia che blocchi il cuore dal morire nei primi 2-3 giorni dopo l'infarto, e visto che siamo molto ambiziosi, anche una terapia che possa stimolare la rigenerazione cardiaca. Ma se voi guardate cosa è disponibile in questo momento, ci sono solo piccole molecole chimiche che disperatamente cercano di far funzionare un pochino meglio quel cuore residuo. Io, quando abbiamo pubblicato uno dei i primi lavori che mostravano la possibilità di rigenerare il cuore, ho continuato a ricevere mail di questo tenore: sono un paziente di 45 anni, sono sempre stato molto attento nella mia dieta, sono uno sportivo, mi esercito, ma un giorno andando a correre improvvisamente ho avuto un infarto. Sono stato risuscitato, portato in ospedale, non ho nessun danno conseguente all'infarto a livello del cervello, quindi l'ischemia è stata molto breve, ma la mia funzione cardiaca è scesa a un livello tale che sono quasi alla soglia di dover essere trapiantato. Posso venire da lei e farmi iniettare uno dei suoi microRNA? Il mio cardiologo mi dice che non c'è nessun'altra speranza che io possa avere per riformare il mio cuore. Allora è lì che le nuove tecnologie saranno importanti. Tutto questo tipo di patologie, no? Io vi ho parlato dell'infarto cardiaco, ma tutto questo tipo di patologie sono in qualche maniera legate all'aumento della vita, che è stato veramente impressionante, anche grazie agli aumenti al progresso della medicina di cui abbiamo parlato all'inizio degli anni del secolo scorso. L'aspettativa di vita media era un po' al di sotto dei 50 anni, oggi siamo arrivati quasi a 85 anni, cioè in un secolo abbiamo guadagnato 35 anni di aspettativa di vita, ma li abbiamo guadagnati senza che abbiamo nessun tipo di terapia per gli organi chiave che invecchiano con noi. Lo scompenso cardiaco, quindi la condizione che prevalentemente consegue alla perdita di cellule nel cuore, colpisce ora 65 milioni di persone al mondo. Una persona su 3 in Europa dopo gli 80 anni, abbiamo detto l'aspettativa di vita media adesso è quasi 85 anni, una persona su 3 dopo gli 80 anni ha una demenza che nell'80% dei casi è il morbo di Alzheimer, una persona su 2 dopo i 75 anni non ci sente bene perché ha un difetto delle cellule dell'orecchio interno, una persona su 3 non ci vede bene perché ha un difetto della retina. Tutte queste patologie sono dovute alla perdita di cellule. Il nostro corpo è fatto con un certo numero di cellule che noi riceviamo alla nascita e che continuiamo a perdere durante tutto il resto della vita. La maniera in cui insegno a vedere la medicina ai miei studenti è quella di dirgli: guardate, dite a voi, ai vostri pazienti, pensate anche per voi, che voi siete nati con un certo numero di cellule e più le tenete a cura, più a lungo vivrete, perché di fatto è questo. E non c'è nessuna terapia per rifare le cellule della retina, non c'è nessuna terapia per risentire, per curare l'udito. Dobbiamo mettere gli apparecchi, le protesi esterne per cercare di sentire. Non c'è nessuna terapia per rigenerare il cuore, non c'è nessuna terapia per bloccare la perdita di neuroni nell'Alzheimer e tantomeno per rigenerarli. Ora però questo tipo di mondo delle biotecnologie ha delle promesse straordinarie, no? E penso che tutti noi, vedendolo in un contesto storico come quello che ho cercato di raccontarvi, ne siamo convinti, però ha cambiato completamente il modo di approcciare la ricerca e la traslazione della ricerca nella pratica. Le biotecnologie non sono nate in ambiente
universitario, no? Gli esperimenti del DNA ricombinante, i primi esperimenti di ingegneria genetica, ma sono passate rapidamente all'impresa biotecnologica. Già alla fine degli anni 70 sono nate le prime imprese biotecnologiche, tutte fatte da ricercatori universitari che poi progressivamente si sono in qualche maniera hanno creato delle aziende che in alcuni casi sono diventate aziende con migliaia o decine di migliaia di persone. Vi dicevo prima che le aziende farmaceutiche, le grandi pharma companies amano molto le piccole molecole, invece la ricerca che nasce dall'università ama le molecole grandi, ama gli anticorpi monoclonali, ama le proteine ricombinanti. Allora la riflessione con cui vorrei spendere gli ultimi minuti di questa presentazione è dire: ma dove stiamo in Italia da questo punto di vista? Stiamo magnificamente dal punto di vista dell'innovazione, siamo ricercatori che hanno capacità di innovare come pochi al mondo. Stamattina, ieri sera, quando sono arrivato qui in albergo, ho trovato un magnifico dono del vino di cui ringrazio moltissimo, che vi dà un po' un'idea del contesto di questo, cioè medici rivoluzionari. Questi sono i medici di Padova, ma per estensione medici rivoluzionari, ricercatori rivoluzionari siamo noi italiani. Abbiamo un livello di innovazione e di creatività che veramente per cui non dobbiamo invidiare niente, nessuno al mondo. Io nel mio ufficio, prima a Trieste, poi a Londra, ho un cartello che dice "Think out of the box", cioè guardare la realtà con occhi meno banali di quelle con cui tutti li guardano è una chiave per ottenere il successo. C'è una frase famosa, che anche questa mi piace molto, di Henry Ford, no? L'inventore dell'automobile, che un giorno a un giornalista disse che se lui avesse chiesto ai suoi clienti in quel momento cosa questi clienti volevano, gli avrebbero risposto dei cavalli che vanno più veloci, perché nessuno si poteva immaginare che ci potesse essere un motore attaccato a una scatoletta di ferro, che è stata poi l'invenzione dell'automobile. E Francesca Basinelli vi ha anche ricordato che grandi scoperte dell'umanità sono nate grazie alla capacità di guardare le cose in maniera differente. Se vogliamo andare fuori dalla medicina, per esempio i laser che adesso si usano in chirurgia sono nati perché un ingegnere dell'IBM stava studiando i laser come strumenti elettronici e per l'ingegneria, e a un certo punto ha posto il suo polpastrello di fronte a un laser, inavvertitamente si è tagliato e ha capito che questi potevano essere usati per la chirurgia. Il gene editing di cui vi ha parlato Francesco prima è nato perché c'era una serie di ricercatori che studiavano dei strani batteri che crescono nel mare, che sono dei batteri molto molto antichi. Si era accorto che c'erano queste forbici molecolari che poi sono state poi applicate per la terapia. Stessa cosa la penicillina, i raggi X, l'ingegneria genetica stessa. Ora, questo tipo di innovazione, questa capacità di pensare out of the box, non avviene nell'impresa farmaceutica. Il grande futuro è l'attualità negli altri paesi, ma purtroppo non in Italia, e avere la capacità di prendere la ricerca che avviene nelle università, nei centri di ricerca avanzati, e trasformarla in prodotti che possono arrivare ai pazienti. Tipicamente il percorso che viene seguito nel mondo anglosassone e in altri paesi europei, sto pensando alla Germania in particolare, è quella di avere il ricercatore universitario che fa una scoperta, va dal Technology Transfer Office della sua università e dice: guarda, ho fatto una scoperta, penso che questa sia importante. Il Technology Transfer Office dell'università ha delle persone che sono capaci di capire se è vero quello che il ricercatore dice, cioè se è importante, se c'è un mercato, se quella scoperta è già protetta da un brevetto. Senza la proprietà brevettuale impossibile sviluppare niente in questo momento storico, sia giusto sia sbagliato, ma impossibile sviluppare niente. Se c'è lo spazio e la freedom to operate, ecco che l'università dice: ok, brevetto la scoperta. È l'università che mette i fondi per brevettare, ed è l'università poi che mette in contatto il ricercatore con tutta una serie di investitori tipicamente a rischio.
investitori venture capital come quelli di cui abbiamo sentito parlare prima. Quando io, l'ultimo brevetto che abbiamo fatto a Londra, ho avuto il King's College che mi ha organizzato non meno di 15 incontri di un'ora ciascuno con altrettanti potenziali investitori prima di trovarne uno che fosse interessato a investire in quel particolare tipo di settore. È impossibile che questo faccia parte del bagaglio culturale di un ricercatore. L'immagine che molto spesso c'è nell'opinione così generale o anche di cui si legge sui giornali del ricercatore che fa la scoperta e la sviluppa nel garage di casa. Forget, quelle sono eccezioni, ma la regola non è quella. Lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di un farmaco, di una terapia, sono fatti da professionisti che fanno questo. Il ricercatore è un altro tipo di professionista che deve metterci innovazione, ma tutto il resto è sviluppato da professionisti. I venture investors ci mettono il finanziamento, l'università prende una quota della società in cambio del licensing del brevetto, quindi il brevetto del proprietario dell'università lo dà in diritto esclusivo a una nuova azienda, a una start-up finanziata interamente dal venture capital, e poi l'università divide le quote che ha nella company con l'inventore. Così sono felici tutti, l'università perché avrà un guadagno, l'inventore perché vede le sue cose portate avanti, il venture capital perché ci farà un profitto. E a questo punto la startup, e questo vale soprattutto in ambito biomedico, la startup comincia tutta una serie di passi per dimostrare che la terapia può funzionare a livello di piccoli animali, di grandi animali, va a vedere la sicurezza e arriva a un trial clinico nelle prime fasi, di fase 1 e di fase 2. Un trial clinico che, se ha successo, rende tutta la startup di interesse per la grande azienda farmaceutica, che a quel punto compra tutto il pacchetto pagandolo 10 o più di 10 volte quanto è stato investito. Se voi guardate dove queste cose avvengono soprattutto nel mondo anglosassone. Ci sono quasi 5 milioni di start-up negli Stati Uniti, quasi 1 milione di start-up in Inghilterra, di cui 2/3 sono soltanto nella zona di Londra. Ed è un tipo di processo che richiede una quantità di denaro non banale, cioè sviluppare un farmaco. E questo secondo me è importante riconoscerlo. Quando leggete sui giornali o sentite la pubblicità, c'è una fiera per nuove invenzioni, di cui la prima idea geniale fatta da un ricercatore universitario o da un giovane è: gli diamo 5.000 euro per sviluppare il suo progetto. Questo fa ridere, cioè, o meglio, può funzionare in altri ambiti, se è una app, se è un software, ma certamente non nello sviluppo farmaceutico. Cioè, per iniziare a dare una prova che questa cosa può funzionare ci vogliono non meno di 50.000 euro per arrivare a fare esperimenti in animali di grande taglia, che è indispensabile nella maggior parte di questo tipo di applicazioni. Si va da 2 a 5 milioni di euro, anche di più, negli esperimenti di farmaci neurologici dove c'è bisogno di primati. Un trial clinico costa non meno di 10-12 milioni di euro e se uno vuole arrivare a una sperimentazione clinica per poi avere l'approvazione del prodotto, si parla di una cifra che è vicina fra i 50 e i 100 milioni di euro, quindi sono cifre molto importanti, senza le quali non si sviluppa un prodotto. E secondo me questo è molto importante che venga recepito dal sistema accademico italiano, dal sistema degli enti di ricerca, che bisogna creare un sistema intorno al ricercatore che consenta di sviluppare questo. Il ricercatore fa fantasticamente il suo lavoro di scoperta nei laboratori, ma ha bisogno di un ecosistema intorno che consenta a questa ricerca veramente di arrivare, non per il profitto, ma per il beneficio dei pazienti. Il Telethon fa degli sforzi straordinari
da questo punto di vista, perché cerca di supplire le carenze che ci sono nell'ecosistema italiano, facendosi le strutture di GLP, di GMP, facendo tutta la parte di IP consultancy in proprio, ma c'è bisogno che venga sviluppato in maniera diffusa da tutti gli atenei, da tutti i centri di ricerca, e questo è il messaggio che mi premeva lasciarvi, e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Siamo giunti davvero alla conclusione di questa bellissima giornata e quindi invito il professore El Vassore per i suoi saluti finali. Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti così numerosi, e poi ringrazio gli speaker di oggi che hanno fatto un ottimo lavoro. E io così oggi volevo chiudere con due parole, però due parole che ho scelto tra le tante cose che sono state citate oggi, e una l'ha appena nominata anche Mauro Giacca pochi minuti fa, parlando di sistema, o meglio di ecosistema, cioè che cos'è un ecosistema della ricerca, no? Ora è stato descritto in vari modi, ma la prima cosa è l'obiettivo che questo ecosistema deve avere, è quello di portare la ricerca e l'innovazione al servizio della società, i pazienti, ma non solo il paziente, ma anche la comunità che gli sta attorno, la famiglia e la stessa società. E questa è una logica che probabilmente deve andare oltre quello che è il semplice guadagno, ma deve essere inteso come in modo molto ampio. Noi abbiamo visto l'ecosistema descritto in più presentazioni come una pipeline, no? Uno sviluppo temporale, dalla ricerca di base alle start-up, oppure dal punto di vista temporale, nelle varie tecnologie che sono state sviluppate negli anni. Ed è chiaro che ricerca di base, ricerca magari che ha un fine più applicativo, il venture capitalist, le stesse start-up devono far parte di un sistema che, come tutti gli ecosistemi, deve dialogare intensamente tra loro. Uno degli aspetti fondamentali, ad esempio, che Graziella Pellegrini ha portato con una parola ben definita, la seconda valle della morte, mi ha fatto pensare all'idea che in uno sviluppo, in una ricerca, un ricercatore, uno scienziato, quando scopre qualcosa che poi è utile e funziona, pensa di essere arrivato. Invece no, c'è quel passo in più da fare per probabilmente un modello nuovo. Allora uno si chiede, in questo ecosistema magari ci devono essere fin dall'inizio anche economisti che sappiano giudicare o che sappiano creare quello che può essere un ritorno sulla società in modo sostenibile. Quindi noi dobbiamo pensare probabilmente a questo. Io credo questa giornata sia stata veramente intensa, la qualità, ve lo dico, era per me eccezionale, io sono rimasto incollato, ma ho visto tutti molto, molto partecipi, e questo è anche portarsi a casa un messaggio di quello che vuol dire fare ricerca, ma soprattutto di come fare atterrare delle soluzioni terapeutiche o delle tecnologie a vantaggio di tutti. Poi una cosa che così mi va di sottolineare, io vedo molti giovani, studenti universitari o studenti, qualcuno delle superiori, che sono venuti qui e hanno partecipato. E quindi la seconda parola che avrei scelto, che non è detta in modo esplicito, che però era all'interno di molti di questi interventi, è la perseveranza. Cioè la capacità di progredire nell'evoluzione di un'idea anche quando ci sono difficoltà emergenti. Vuol dire essere virtuosi, vuol dire essere motivati, avere degli obiettivi specifici, vuol dire, e questo per i giovani, non arrendersi davanti alle difficoltà. Questo l'avete visto in Teleton. Nel momento in cui una grossa company si è ritirata dallo sviluppo di un prodotto, la perseveranza della fondazione, che ha in mente che il fine ultimo è quello di dare una risposta a quelli che sono i maggiori interessati allo sviluppo di una tecnologia, quindi ai pazienti, a progredire con modelli alternativi. O lo STEM è un'altra cosa, l'hanno fatto in modo equivalente, cercando di progredire e non buttare via i risultati raggiunti nel tempo. Lo stesso Dobbè ha investito ancora prima di avere una tecnologia, un rischio enorme che si sono presi con l'idea che ce l'avrebbero in qualche modo fatta. Ecco, questo è un messaggio
che per i giovani è, secondo me, molto importante. Noi come VIM facciamo ricerca di base, però questi concetti che oggi avete visto per me sono parte integrante. Nel nostro ecosistema c'è l'Università di Padova, c'è l'azienda ospedaliera, c'è la Fondazione Cassa di Risparmio che è parte integrante del VIM e delle attività, e vorremmo arricchire sempre di più l'ecosistema del VIM per far sì che la ricerca di base che noi facciamo abbia un futuro e gli stessi ragazzi sappiano giudicare in qualche modo quando la ricerca che viene fatta di qualità, con tutti i criteri di eccellenza, di innovatività, poi possa essere veicolata verso la società. Io qui chiudo il mio breve intervento, ringrazio nuovamente voi per essere qui e buona giornata.